No, non è questa. No, no, Stasera sì, sì. senza sigla, facciamo una cosa più sgancio. sgange blob. Ah, ho anche settato un nuovo bot per la chat, vedo pure se funziona. Allora, qua non me li devi aprire. Allora, vediamo un po'. Vediamo se... Sì, vedi se c'è il pad un attimo più su. Io sto perdendo i pezzi. Questo qua? Sì, vabbè, io sto proprio perdendo i pezzi. No, ma l'avevo spostato A io in posto. realtà. Perché stava sotto al bocchettone dell'acqua. Allora, vediamo un po'. Se vedo? Sentiamo noi nelle cuffie innanzitutto. Aspetta che si è collegato qua, aspettate un attimo. Disconnected. Connected. Allora. Ecco qua, non troppo basso così non urta il PC. Allora. Ok, audio connesso. Iniziamo con la sola imposizione delle mani. Almeno un easter egg del presidente, qualcosa. Niente, niente, niente. Niente. Ecco, la farfalla c'è. Ma tutti i proiettili che spara, dove ce li metti? E noi comunque spariamo una continuazione. Un'ottima domanda. Però no, L'importante è che l'armadio è qui. no. Paura? No, no, no. Niente da mura. Deo? Che è una copia di Death Stranding 2. No, no, non la vogliamo. Ah, guarda la chat. Ah, salve. Può fare cazzo. Salve a lei, signor Francesco. Buonasera. Ciao, bello. Appena finisce la sigla, apriamo il Discord, va bene? Va così bene. proprio. Ci voleva lui stasera per... Oh, Va bene. Va bene. Dito di approvazione. Va bene. Beh, bello persona, Francesco. Questo ti piace anche a te? No, questo no specifico di persone No, in no, generale. ma non è Persone in stupido. generale. Oggi il Giappone, domani il mondo. La parola. Allora. Episodio Aegis. Persona in generale. No, brutto esempio, Francesco, No. dire queste cose. No, Non è Francesco, vero. brutto esempio, brutto. Allora, aspetta. Bisogna fare una media, purtroppo, ragazzi. Che fai sta media? Aspetta, un momento, aspetta. Aspetta, aspetta, Discord fermati, dai. fermati, fermati. Allora, aspetta. Con calma. Fammi vedere se stanno settate le cuffie, che se no gli parte qualche Antani. Allora. Io che non leggo. No, Francesco, Francesco. Non si dicono queste parole. Francesco, entra e vedi se mi senti. Canale gaming. Oggi sono riuscito pure a battere la quest di livello 30. Madonna mia, Francesco, hai ucciso le Lo orecchie. so. Madonna mia. Madonna mia. Aspetta, che se no non ti Allora. sente la gente. Eccoci qua. Va bene. Siamo qui. Siamo qui. Ciucciatina di Dai. sale? Allora, Dai,
Salve, signor Francesco. Hello. Salve a lei. È bello essere qui tutti riuniti. Domani devo riconfigurare la deck perché sennò Vabbè, ci uccidiamo. Buonasera, signor Francesco. Allora rimetto la chat. Anche detto Aldo Moro. Non sono Aldo Moro. Non mi ricordo Ok, questa cosa. ho sbagliato. Semplicemente Figurati, sbagliato. tranquillo, Gianmarco. va tutto Grazie, bene. amico mio. Nella vita si può sbagliare. Nella vita Sì, si sì, può io sbagliare. intanto finisco il pass di Fortnite. Sappiate. Ecco qua. Senti chi poi dici a me. Cioè, Cioè, ha fatto Russo. sì. Ma poi ci bannano. No, non penso con tutto quello che abbiamo fatto se non ci hanno bannato fino ad ora. Al livello 99, ragazzi. Vabbè, ormai è finito. Dai. Almeno quello di Persona 5X sono 60-70 livelli. Ma Fai semplice, questo. più remunerativo comunque. Sì. Certo. Sì, peccato che Fortnite un livello sono 100.000 di esperienza e il gioco giornalmente te ne dà 1,5 milioni. Però non fa niente, dai, non ti preoccupare. Io gioco ad un patto il passo onesto, mi diverto. Io anche, non prendo ho cose. speso €1 È vero, su Fortnite io. basta Non ho prenderlo speso una volta in €1. realtà. Quindi Anche questo è vero, anche questo è vero. Questo è vero. Però Io invece ho speso 6 euro per il pacchetto celebrativo dei 6 mesi di perché Persona 5. lui compra skin. No, Tu ma acquisti assolutamente. possibilità Ma di trovare PG. assolutamente. lui acquista il gioco man mano che esce, io invece ho il gioco No, completo, no. massimo, capito? No, non acquisto il gioco completo. No. Attenzione, No. non inalberiamoci, amici di Twitch. Tutte le modalità sono libere. Ho appena di palle fatto un calabresi. incredibile evento a uccidere Dr. Doom, è stato anche interessantissimo. bello però. Giocare alla merda, dai. No, stiamo giocando al 3. No, siamo al 5. Allora, No, anche il io 5 dico non è merda. X, io dico X Oh. in generale, X in generale. Ah, la X è proprio la X, Sì, non mi proprio piace, la lettera una X che non ti piace. Ah, ok. Non sei inclusivo, Francesco. No. No, non include Francesco. No, io no. Francesco vuole essere Se incluso, potessi ma dire non quello che include. voglio dire, purtroppo mi bannerebbero il canale. No, No, cioè. Ma succede? Ma in maniera Vogliamo cantare una canzone? inclusiva, sempre, per includere. Cantiamo una Ah, non ho canzone. fatto la sifilide, Non ha mannaggia. fatto la sifilide. Mannaggia la madosca. Questi sono tosti, aspetta. Allora. Io nel mente canto una piccola Allora. canzone. Cosa canti? Vai. Oh, Massimo. No, Massimo, fermati. però, boss. Fermati che ci bloccano. Non è ucciso una bambina e questo lo so. Ma Poi andiamo con- dissi. Ah, pure lui la conosce? No, questo è lo spin-off. Ah, ok, vabbè. Cioè, Vabbè, la parte vabbè. spin-off. Questo è il duetto con Eminem. va bene. Mossetti per Eminem. Featuring Mamma incredibile. Mit Pandetti. Culo. Fanno un mega crossover. Incredibile. Oh, tutto ciò Eminem è diventato nonno. E beh. Pazzesco. Io invece È sono gio- nato figlio di puttana, pensa un po'. Vabbè, ma Però- questo lo sapevamo, era risaputo anche alle alte sfere, sta Ma cosa. sei eh. Sei nato della puttana mia mamma? No, No, bro. inteso sì. come frase, non come offesa a tua No. mamma. No, bro, no. È Attenzione, una menzogna. attenzione. Fellone. Fellazio. Questo fa male? Una mia professoressa si chiamava Fullone. Spero sia- Fullone. sì, spero le sia caduto tipo la testa. Con una ghigliottina. Oh, lui aveva la stessa Fullone, io lavoro al Frullone. Tutto coincide. Porca madosca, Gianmarco. Pazzo, sapeva. Francesco, io volevo il tuo parere mo serio su una cosa. Mhm. Ti è Vai. capitato di vedere, sentire, provare, perché no, Gay? No. Ah, scusate. No. questo remake di Silent Hill 2? Io dalle immagini che ho visto, meglio dei trailer, sono felicissimo. Mi dispiace semplicemente che Konami abbia avuto poco interesse per Silent Hill 2, tanto da affidargli un team che non è espertissimo, è un team normale, meglio. Ha fatto il lavoro meglio che poteva fare ed è sempre Tornato essere C17. un ottimo remake. Sì, Sì. sì, prego, C17, vadi. Sì.
Vai, vai. Mandatevene a fanculo, va? No, Ho capito, no, tu bro. credi che è colpa Però nostra. è vero che quando diciamo le cose serie succede, quando dobbiamo dire cazzate non si Sì, blocca sì. mai. Se È devo assurdo. dire, non lo so, omicidio Kennedy è tutta una montatura. Vedi, si è sentito. L'11 settembre era un set cinematografico. Sì, sì, sì. Vero. Ma Allora. scherza, ragazzi, veramente sempre battute fra amici. Viva Amici. Berlusconi. Innanzitutto, amici. Allora, io ho cercato, sono riuscito a vedere, ma ti dico, ho visto un 20-30 secondi in azione. Cazzo, veramente molto meglio rispetto al primo trailer, quello assolutamente. Il primo trailer è, sembrava di rivedere il trailer di Ghost of Tsushima, dove non si capiva un cazzo di quello che dovevi fare. È vero. Effettivamente E sì, tutti dicevano, ma che è sta effettivamente sì. porco? Poi esce ed è un bellissimo gioco. Porca troia. Infatti sto pensando eventualmente appena ho la possibilità di prenderlo perché Ce l'ho. sai che cosa mi ha convinto? C'ho il disco. Cioè il disco di Silent Hill. No, di Ghost of Tsushima. Ah no, Ghost of Tsushima, no, Ma sto tu parlando non metti il soggetto. Silent Hill 2 C'ho il remake. disco rubato. No, sai che cosa mi ha convinto? Ho visto quei 20 secondi di trailer oggi, che erano l'inizio come prende la mappa, e c'era un Silent Hill Range che nell'originale non mi ricordo che c'è, quindi se c'è qualcosina di nuovo, qualcosina di No, gnagni, nell'originale. Quello c'era nell'originale, lo ricordo. però non ti faceva entrare. Cioè non era un posto Non visitabile. ricordo, questo non me lo ricordo, per essere sincero. Che ho visto sta cosa qua, ho detto aspetta un attimo, fammi vedere un po'. Ho visto un pochino di gameplay. Sembra sempre un po' tronco quando combatte. Sì, no, è un legno di quercia clamoroso. Però sentivo da Player Inside ho visto che dicevano per quanto risulti legnoso, però all'atto pratico quando lo giochi non... Minchia, questa è entrata proprio di culo. Ma quello magari è anche vero, però non ti aiuta il fatto che ok sì, è buono a giocare, però se tu lo devi guardare è un po' una tortura per gli occhi, perché insomma Lo so. sia le animazioni proprio in sé sono un po' bruttine, ma anche... No, però allora quello sicuramente, però sai qual è il ragionamento mio? Ho visto un pochino l'atmosfera fuori, la nebbia, com'è fatta la città fuori. Minchia che bello, France. No, Devo chiudere un occhio, uno lo chiudo. HD è sicuro. Fai la remaster, non ci metti la nebbia. Cioè, Effettivamente. dai. Senza il Allora, io nebbio. ho sempre il solito... Buonasera a chi sta entrando. Buonasera. Io ho sempre il solito cazzo che ci sono questi, diciamo, questi remake, ma anche di Resident Evil, mancano sempre di direzione artistica, di atmosfera. No, aspetti. Vai, non si sentiva, vai. Secondo me No, è un pochino tipo scarico. Resident Evil 4, l'atmosfera del remake, per quanto sia uno dei, se non il migliore, forse dopo Resident Evil 2 come remake, è un po' piatto a livello Dove? di atmosfera, nel senso, Ma nel quando? senso che, Ma nel chi? nel senso che prende un po', cioè quella Aspetta, devo fare una cosa perché Francesco mi sta... Aspetta, Francetti, devo abbassare un pochino da Discord perché tra un po' non avrò No, l'orecchio. io già sono sordo, però non volevo Parla un po'? Parlo un po' e dico cazzo. E questo lo sappiamo. Ok, così già va un pochino meglio pure a te. Sì, io non Ok. mai sono sordo. Però sono sordo della sua Ok. voce, quindi godo. Oh, prego, dicevamo? Un po' sborrato. No, dicevo, mancano sempre di atmosfera, secondo me. Sia a livello magari di sound design che di magari la pioggia, l'applicazione di filtri. Non c'è secondo me più quella direzione, vanno verso invece, hai visto come si vede bene? E io sì, si vede sicuramente bene, non dà le stesse vibes. Chromecast c'è un video al riguardo, secondo me anche è eccessivamente cattivo, anche per gli standard di Chromecast.
Però su molte cose ha ragione. Ci sono palesemente dei cambi di atmosfera. Poi, ripeto, è un Ma dei cambi ci devono essere in un remake fatto no, come io dico di quello. atmosfera. Io dico il gameplay Resident Evil 4 Remake è il modo migliore che tu possa mai usare per Ma giocare a Resident Evil 4. l'aggiunta anche degli attacchi melee gestiti in quel modo e cose varie, ma quello era Sono tutte cose bello, molto interessanti che bello. non interrompono il flow e lo migliorano. Io semplicemente parlo sempre da un punto di vista proprio di pura atmosfera. Secondo me manca, ma anche ma io lo dissi anche non lo so, GTA 5. Cioè Mhm. GTA 5 non ha un'atmosfera, oddio, Los Santos, finito. Non ha atmosfera, non ha qualcosa che lo rende riconoscibile, se non per il fatto che sono 15 anni che ci spaccano i coglioni con sto gioco del cazzo. Ehi! Ma Ehi! scommettiamo GTA 5 anche sulla PS6, così lo scommettiamo. Non saprei, Allora, io Ce la puntiamo sta cosa. Io in realtà ho puntato una cosa che non succede, ma se succede rido come una bestia. Io ho scommesso con me stesso che fanno uscire GTA 6, naturalmente puntando solo sull'online perché tanto questo vogliono fare, e avrà meno giocatori di GTA 5. Io riderò. Probabile. Se No, succede come Red Dead GTA Redemption 6 già ha venduto 7 miliardi di copie. Non è uscito ancora, ma già ha venduto 7 miliardi di copie. ha già venduto Già tutto. fatto. Sì, già fatto, già Hanno fatto. già Ma, finito le ma come scorte. Red Dead ha venduto lo sfondo, però nell'online l'online non ha avuto lo stesso successo che può aver avuto GTA Online. E io e la mia ragazza ci abbiamo giocato fino allo sfinimento a Red Dead Online ed effettivamente mancava di contenuti dopo un po'. Perché poi si sono arresi e hanno fatto vabbè continuiamo GTA Online. Vabbè, non te ne a fare in culo allora. A questo No. punto. Sono giocatori. Andate a fare in culo, no. Tra l'altro online di Red Dead 2 è divertente, soprattutto in compagnia. Mi sembra che un po' lo provai. Immersivo. Continua a essere stra-immersivo anche se è online, è incredibile. Noi calcola che io e la mia ragazza siamo stati, cosa vogliamo fare? Andiamo a caccia. Siamo stati 3 ore e mezza, tipo quasi al giorno, a andare in giro a cacciare uccelli e sparare a cervi. Per poter. A proposito, sparare cervi e conquistare territori. Francesco, c'è un titolo che dobbiamo dare un occhietto, secondo me. Vayne si chiama. Code Vein. No, Code Vein. Peccato. Mi sembra si Migliore chiamasse gioco. Vayne. L'ho visto prima. È praticamente un Project Zomboid in prima persona. Vabbè, ok, sembra interessante così. Ok, Project Zomboid è il mio, come possiamo dire, il mio, no, guilty pleasure, che comunque è un bel gioco, piace. Però ogni tanto me lo metto là, provo a farmi una bella run, sopravvivo qualche giorno. Cioè il fatto di giocarlo in prima persona, multiplayer con amici, se fatto in quel modo là, Sì, l'unica cosa che a me sembra potrebbe uscire qualcosa di bello. tra virgolette di Zomboid in realtà è che Aglia. non hai scampo e il gioco fa di tutto per farti capire anche proprio come inizia, questa è la storia di come sei morto, lo dice chiaro e tondo, dopo diversi Oi, Gabri! cose da fare sono un po'. Sì, Aegis fa la Naruto Run. Buonasera, Gabri. Stupido. Anzi, io ho scoperto girando su Twitter, che schifo, un Eh? gioco incredibile, un Quale? roguelike a tema pirati, con il combattimento alla XCOM, alla. Manda il link. Manda il link. Si chiama Rogue Waves, si chiama. L'ho scoperto tipo 5 minuti fa, solo che perché ho visto pirati, ho fatto cazzo pirati, e poi ho scoperto che è un roguelike e io volevo i pirati per fare il coglione, non per Io ho fare- trovato l'altro giorno è stato annunciato un gioco indie che però come l'ho visto, ho mandato il messaggio a Gianmarco, gli ho mandato il video, ho detto guarda un attimo qua, è proprio il titolo per noi per le live. Sì. È una ragazza che non ho manco capito l'incipit di trama, voglio capirlo tutto in live. È quello fatto. con la ragazza horror. No, questo tu praticamente c'hai l'auto
devi andare in giro per gli Stati Uniti, mi sembra. E c'è sta simulazione di viaggio. È Road 96? Road 66, No, aspetta, ragazzi. aspetta, aspetta, te lo Route recupero subito. 66? Te lo recupero subito e ti giro il link. Nel frattempo, Gabri, che si dice? Checco mi ha contattato, ma dopo lo rispondo Ecco. pure. Francesco, ma Allora, che mi combini? se io prendo Gianmarco, Eccomi qua, sono proprio io. keep driving. Keep driving si chiama, sì. Ah, Ti ok. giro Fammi il vedere. video. È qualcosa alla The Longest Drive, alla Giallo. Franci, guardati il trailer, Dove me l'hai credimi, mandato? WhatsApp? su WhatsApp, sì. Come l'ho visto, ho detto, questo è proprio per le live, ce lo mettiamo in live e ci facciamo le chiacchierate. Tu lo sai, a me Tu- piacciono i cosi di viaggio e basta. Quindi Sì, ecco, questo c'ha una peculiarità. mi mandi a nozze. Questo c'ha una peculiarità che, come abbiamo visto io e Gianmarco, a noi piacciono queste cose. Quindi se tu in un gioco ci metti un sistema di carte o un sistema di qualche ma così, a noi piace. In più, quando Sì, ecco, a me muori, se ti metti un viene sistema di l'HIV. carte, sì, a me No, se- non è proprio un sistema di carte, è un sistema di imprevisti. Guarda il trailer. Sì, no, lo sto guardando ora, dico, in generale, se me ora, a questo punto della mia vita in cui ho giocato in troppi giochi basati su carte, se ora tu mi dai un videogioco basato sulle carte, io ora ti sparo in bocca. No, io quando li trovo particolari. No. Difatti, Balatro Balatro voglio provare. mi sciammazzo, sì. Ecco. Non ho capito? Al lavoro I mi secondi fa, ha sciammazzo detto, con Balatro, giochi è con le carte. clamoroso. Poi gioca a Balatro. Vabbè, No, no, ecco, ma al lavoro. al lavoro, Al al lavoro. lavoro. Vabbè. Bene, le Vabbè. Ma perché ho visto che hanno aggiunto pure. Hanno aggiunto pure queste coop, queste. Amici, detto Hanno fa, messo ci anche devo le dare carte- un'occhiata. Hanno messo The anche Witcher. le carte, erano The Witcher, Among Us e Dave the Diver. No, un'occhiata a quello glielo devo dare. È Ho visto molto che bello. sembra simpatico. No, è incredibile. Oggi è giorno 5. Tra 6 giorni si scatta il regalo. Esce il Re Fantazio, Francesco. Ah, ecco. Tocca fantaziare. Io comunque, se vi interessa, ho finito il primo New Game Plus di Wukong. Me ne manca solo un altro. A posto. Sono solo a 100 ore di gioco ormai. Penso non posso andare Questo bene. è decisamente il gioco per me comunque. È un misto tra Oregon Trail e... Cioè, guarda, è bellino proprio, Francesco. Canada. Ed è Road to Canada, sì. Cioè, vedi, c'è questo sistema di imprevisti dove tu devi avere delle cose per poter risolvere dei problemi. E ci sta. Personalizzazione, la grafica è molto bella, mi piace proprio tanto. Comunque io a questo punto vi consiglio, se l'avete giocato, si può giocare anche coop. Giocate Death Road to Canada. Non ho capito il titolo. Death Road to Canada. La strada Death della morte Road per il Canada. to Canada. Non conosco. Però il Canada è un bel posto. È un bellissimo posto, Aspetta. soprattutto se sopravvivi agli zombie e alle E a Deadpool anche. E a Denon. Eh. Volendo possiamo puoi creare i personaggi personalizzati. Io ogni tanto faccio le run con i miei amici, li ammazzo. Tipo, una bella E idea. questo ci può giocare a 2 Sì. sullo stesso PC. Certo. Io ce l'ho Death Road to Canada. Per me possiamo farci pure qualche partita si può giocare. Ma chi ha detto che voglio giocare con te? No. Dai. Per favore. Ha detto per favore, come i gattini. Ed è stato aggiornato anche poco fa. Voglio quindi- Gli Sì, appena strani prendo- gatti che dicono per favore. Avrei paura io. Ehi amico, ehi, vedi di non maltrattarmi, divento brusco, inizio a cantare canzoni, amico? Non- Te lo dico. No. Beh, tanto Fammi il vedere un canale attimo. di Enzo, mica mio. Hai ragione anche tu, Boro. Lo so. Ma c'è un cane? Oh, ti ammazzo, eh? Sì, puoi mettere... C'è un cane col fucile. C'è un Sì, cane sì, col sì, fucile sì. che spara agli zombie e... Sì, la c'è- copertina di Death Road to Canada è Bojack Horseman, è un cavallo, è hai un preso tizio una con la maschera da macchina. cavallo. Flex, grunt, flex. E si gioca in 2 sullo stesso PC e anche in multiplayer. Quindi se Gianmarco portasse il pad qua, Sì, potreste giocare tranquillamente in e ti potresti unire anche tu. Non so se si può mi pare si possa giocare fino a 4 forse, ma forse o è solo fino a 2. Allora, Franci, Ok.
Poi. Vedi se si può giocare in 3, 2 coop più una persona da internet. Se si fa, facciamo domani sera. Io tanto si installa Penso di subito, sì. subito. Faccio i Penso di sì. personaggi. Cioè, quindi tu devi viaggiare per il Canada facendo Devi rifornimenti, raggiungere il facendo cose. Canada perché è il Ok, posto sicuro dagli zombie. ok. Quindi c'è anche una parte simulativa, mettiamola così, di gestione dell'inventario, azzi, mazzi e E di culiazzi. imprevisti, sì. Sì, sì, sì. E a questo punto. Allora, se ti interessa, stanno facendo il sequel di Hi-Fi Rush. È stato confermato? Un giorno fa. Beh, l'avevano detto che. Ah, no, ieri mi sono perso un paio di notizie. Attualmente in produzione avrà elementi open world. Wow, Va bene. che novità. Va bene. Ma lì sì, se fanno un 2 fatto bene, aggiungendolo, mettendolo come novità, sì. L'ennesimo gioco open world da zero, no, ma lui che mi ha divertito molto. Io mi sono proprio sciacquato la bocca mentre ci giocavo, Francesco. Mi sono divertito proprio. Ci sto. Shadow droppato, gratis sul Game Pass. Minchia, che volevi di più? Si è lodato il Game Pass, sempre si è lodato, anche per Persona 3 a questo punto. Vabbè, io vado a giocare a Baldur's Gate con la campagna. Va bene, Vi seguo. va bene. Ciao. Oh. Ciao, Francesco. Arrivederla, signor Francesco. Ciao. Prima ci ha sedotto con i giochi e poi ci Guarda, ci abbandona. abbandonato così. Tanto mo non ci sta sentendo, che il tempo che si ricorda. Vedete, domani non ci sarà. Ma vi faccio vedere. No, io dopo mi devo andare a vedere quel titolo perché sei un po'. Interessante. A 2, finalmente giochiamo a 2. Che sono pochi i titoli che ci permettono di. Oh la madonna, magari. Andiamo adesso. Soldi. Bravo, Doggo. Soldi. Anno 2008 di base. Via. No. Forse volevamo cambiare qualcosa. Cazzo. Vabbè, ma siamo comunque full. Al momento ci stiamo trovando perché. Ma il gioco. Fuoco e vento, oscurità, i nemici di prima. Ci stiamo trovando con le debolezze al momento. Ok. Però tra una settimana, tra 6 giorni, che oggi è sabato. Tu mi devi solo aprire il mondo, direi fantastico. Mi devi dire, ecco, tieni, gioca. Che penso, vedendo anche tu la vastità di un titolo della serie Persona, sapendo che quello è così, pure tu stai immaginando, ma che cazzo ci sta capendo? No, ma infatti sono curioso di vedere il gioco più che altro come finirà. Ma tu alla fine l'hai preordinato, l'hai preso? Non l'ho fatto ancora il preordine, lo prendo direttamente quando esce. Esatto, sono un po' combattuto, per essere sincero. Oggi si devo divertire, questo è il titolo. Lo Lo so io, lo sai tu. È il primo titolo che veramente chiunque gli chiedo se l'ha provato e se gli è piaciuto. Ho sentito tutti sì. Tranne Francesco che non l'ha ancora provato, mi sembra. Mi pare aveva detto non aveva ancora avuto modo, sì. Non so se è riuscito. Non so, la storia sembra che ci abbia quel. Ci ha messo tanti cazzi in mezzo all'inizio. Però sapendo che per come scrive le storie Atlus, dai, un inizio e una fine ce l'hanno grosso Però, modo. in realtà più che tanti cazzi in mezzo rispetto a un Persona, ma già sono meno. Perché la trama mi sembra fin troppo lineare, capisci? Fin troppo C'è il cattivo lineare. che vuole conquistare il regno perché. No, per me c'è qualcos'altro E perciò, dietro. Che cosa si sviscererà da questo incipit molto semplice effettivamente? Perché è curiosa questa cosa, è particolare.
Però per ora è una Ottimo. trama molto basic, capi? Ok, prendi, parti, diventa più forte, arriva a battere quello. Le persone generalmente arriva a battere chi? Boh. Ma tutti, noi in teoria già sappiamo che dobbiamo fare. Che sul gioco si potesse avere pure raffinare tipo Lucy, però si rientra nel party. Magari No, se- ma cioè, allora io ci pensavo ieri. cioè, Previsione mia, posso fare una previsione? certo che pure. Luis te lo trovi nel party, entra nel party Secondo me, perché esce proprio qualche cazzo cioè, da al finale magari dietro. va a avere kill, magari pure un poco non è nerd, però forse sotto sotto qualcosa sta. Sarebbe un bel colpo di scena. Devo essere sincero. Allora, potenzia luce. No. Però devi fare una scelta. Mi tolgo ghiaccio a sto punto. Togli il ghiaccio. Tanto altri persona con ghiaccio ce l'ho a sto Guardiamo. punto. Sì. Mm. E dopo impara. Kuagon. Kogon. Oh oh, buccia di ammerità. E togliamo come fa. A sto punto risolviamo tutti i problemi qua. E là c'è il Garudino. Ok. C'ho proprio la sensazione che c'ha una trama dietro quel, ma più che altro è il messaggio iniziale che mi sta piacendo. Quella cosa di tu giochi con un protagonista che assomiglia a un essere umano, ma in realtà non sei un essere umano. Gli esseri umani sono i mostri in questo gioco. Perché sono diventati così quegli esseri umani? Tanto da diventare dei mostri? E poi, seconda previsione, non saranno tutte ambientazioni medievali. All'improvviso esce il laboratorio Cose genetico. strane. Sì. Ci potrebbe Sì. ci potrebbe stare tranquillamente. Ma nulla toglie che ci potremmo trovare anche nel libro, belle e buone, finiamo nel mondo semireale. Vabbè, ma sto gioco è particolare così. Allora, ballerine leggere. Senza perk, però sopporto oscurità ci potrebbe salvare il culo. Mettiti le ballerine. Prendi le balle. Vai. Un altro cristallo. Perché effettivamente sembra, per come si era messa la trama, mancano 3 giorni, sta per finire tutto, muore questo, succede quello, succede quell'altro. Minchia, è il prologo. E al capitolo 8 che succede? Spacca il mondo in metà. Quindi lui sta per arrivare. Mancano 6 giorni. Per i loro fan di Re Fantasio, sì. Buona signora. Re Fantasio. Vabbè. Allora. Ragazzi, funziona? Però non bloccato, quindi potrebbe entrare. Suka. Però giustamente fa. Vabbè. Attacchiamoli, se no stiamo qua 88 ore. Non con il vento, però, Infatti questo pensavo. No, io non vedo l'ora viene venerdì prossimo. No, ma lo so. Anche perché, ecco, fino a quando... no, assolutamente no. Beh, tu sei un po' inutile in questo momento della vita. Quindi gli viene qualche colpo di testa a questi e fanno qualche attacco forte. Cioè io proprio desidero che arrivi venerdì per metterci le mani sopra. No, così è promettente. Spero solo che andando avanti nel gioco si migliori un pochettino appunto il combat off turni. Che lo vedo un po' abbozzato, capito? Al momento mi dà un po' No, di non ci sono preservatoria. tutte le...
sembra un po' macchinoso, non saprei No, come è più. spiegarti. Allora, non è che è macchinoso. Non mi viene un termine. Allora, vuoi sapere cosa hanno fatto? Ma te lo spiego proprio semplice, Sì, semplice. semplice. Prendi quello iper. Neanche iper complesso, però profondo. Sì, Della serie Shin Megami Tensei. ok, vabbè, non soltanto, però ok. Prendi quello degli ultimi Persona. Finalmente qualcosa. Che cazzo? Prendi il meglio da qua. Sì. Il meglio da qua e lo metti in mezzo. Mm. Secondo me non ci sarà l'All Out Attack, ma ci sarà qualcosa simile. Mm. Anche se tu virtualmente già la puoi fare che con le abilità con A. Sì. Voglio vedere quando siamo in 4. Ci sarà la super mossa in 4. Ma aspetta che ho posto un attimo. No, ma ci sta, ci sta. Allora. No, oggi cappello. Velocizziamo in maniera allucinante. E ho pure 8000 PE. La faccio pupazzi. Il problema è che non ci fanno neanche tantissimo male. È che hanno un fottio di energia. Sì. Sì. Salve. Dove abbiamo affrontato? Va bene. Ragazzi, siete deboli al dog. Non è per me, è per lui. Ne fate cattivo. Cioè, è proprio. Secondo te Rozzi un fantazio. Grande pecorona afroamericana con capelli bianchi potrebbe entrare. La do vincente 10-1. Rozzi molto pecorona, molto intrigante, posso dire. Mi picchia la signorina. Però se non ci sono le romance, no, dico io. Se noi. Allora, Può essere pure che c'è integrata. Che allora c'è ti proprio faccio una uno romanza spoiler della protagonista. fine del gioco. Noi diventiamo il re. Ecco, ti ho fatto lo spoiler. Una cosa che. Sarebbe troppo semplice, Rozzi. Troppo semplice. Ci vuole la regina. Is one of those doors nearby? No, re, regina che governano il regno. Let's start preparing the analysis. Non è che ho detto. Let me help you out. No, se il personaggio mi dice mi piacciono questa razza di questo sesso, vabbè, prendi quello. Schettino in confronto Te la alle faccio in due. maniera migliore. Vai. Troviamo l'amore? A posto. Potrebbe essere anche introdotto, oddio, potrebbe essere anche di trama di base che c'è un rapporto con le persone che ci chiamano. Come lui, protagonista. Genere, tu c'hai i capelli blu. Si siede sul trono e muore. Chiude gli occhi. Ragazzi, mi appoggio un attimo. No, oggi devo quando si sta marrone, faccio un attentato Oh, all'altro. però, vedi, tutti i giochi Atlus che hai visto finora, no? Sì. Tante morti all'inizio. Tante morti. Tante morti. Però in Pure, Fantazio sta ambiente pesante. ma pure cioè pure visivamente. Pure? Va benissimo. Ah, Atlus. Allora, ecco, è arrivato. allora. Signore e signori, Pippo Baudo. Ah no, è Francesco. Allora, cosa è uscito nella cassa? La carta abilità. Ok, allora, noi siamo messi abbastanza mediamente bene. Ti va. Destra road fino a 4 giocatori. Ah, solo del locale. Multi non c'è. Peccato. No, ma c'è la soluzione. Server di Amaci? Gianmarco, tu con questa frase mi hai scaldato il cuore. Non credevo conoscessi. Bravo Gianmarco, ottima Minecraft. conoscenza. Sì, A posto. Poi piccolo No, ce lo facciamo stare in multi, non ti preoccupare, Francesco. Vedi, già si stava tirando indietro. Vedi? Già mette le mani davanti. No, brutto esempio, però. Oh, Proprio tu che mi dici il multi non c'è. Ha dato Gianmarco la risposta. mo che prende il Francesco. PC, server di Minecraft. Lo dico. Aspetta. Avvicinati al microfono e di questa frase. Che cosa? Quella che hai detto adesso. Francesco,
ora che prendo il PC big server di Minecraft, si fa? Moddatina? La soluzione è il remote play, ma c'è un delay che fa spavento. Godo. Godo, Ok, ha ecco. sentito. Ok, Io vabbè. ci sto, dato che ci posso giocare, ci sto. No, no, ma lo facciamo assolutamente a sto punto. Devo shoppare anche un mouse, però ce l'ho fatto. Sta bene. No, vabbè. No, tu sai. Fai un 100 euro di spesa, ti prendi cose buone, ti pigli la tastiera, quella economica da lei. Fai una bella tastierina, No, fai una beh. bella No, postazione. no, ma già video portati. Che tastierina già via? Se non ti trovi con questa, vedi, vabbè, tu hai il primo come, quindi tu di sicuro ti trovi. Ti giocano sempre col fatto. A Minecraft vabbè. mi serve uguale. Allora a te effettivamente solo il mouse va. Va. Quindi abbiamo la prova, ha detto di prendere il computer. Forse ne ho trovato uno. Fermi, ne ha trovato forse Però uno. non sono sicuro perché voglio fare anche un confronto, ovviamente, per vedere che messaggio puoi dare. Mandami No, è quello un che. Alienware. Mandami le statistiche e ti dico se Da ne va. 200. Faccio cam. Fa piccola spesa. Ho detto, Hai capito a Gianmari? Io pensavo mi dicevo ho visto un computerino. 2100 euro un Alienware. 200. Poi non lo so, sono andato qua perché conosco quello di Nomea. Però va bene, se c'è qualcosa mi fa sparagnare ed è comunque fortissimo, io non mi vedo. Un portatile? Vai Gianmarco a spaccare questo. Sì, un portatile da 200. Aspetta, ma vedo se lo trovo. L'ho visto quello di Ma a sto punto no. Mi permetti, penso che Francesco concorderà che con serve me. per Monster Hunter. sono Aspetta, d'accordo. Francesco, vedi se ti trovi con questo mio ragionamento. Fammi vedere le statistiche No, devo trovare. e le caratteristiche. Però, mi consenta, se vuoi spendere quei soldi, Sì, te lo puoi fare proprio il fisso tu. non ho proprio dove metterlo, io non ho posto per la scrivania. Perché se vuoi spendere quei soldi, no, no? ma quando avrò modo di avere una casa Spendi mia... la metà, prendi questo che ci siamo presi a Giuseppe e stai a No, posto. lo so. Stai a posto. Però non c'è proprio modo. È l'unico modo per poter giocare a qualunque orario e per poter giocare anche in soggiorno tranquillamente. E poi con lo screen poi te lo puoi trasmettere pure sulla La TV. TV, Penso che tu c'hai una TV smart, quindi c'è il modo di. allora... Allora. La Samsung QLED Turbo. Marco, io e Francesco ti faremo un servizietto. Che tu proprio. Concordi, Francesco? 40-60 per farlo girare ad alto sto gioco. Monster Hunter, sì, I can do this. A 60. PC credo che possa. Sì. No, Giuseppe aveva trovato le caratteristiche e tutto ed era confermato. Come ne ci stiamo bene. Cioè non c'è proprio modo di farti. Che o ha una Non c'è il posto. 4080 Super Mobile. Perché se vuoi spendere quei soldi non ti conviene. Cioè a meno trovi qualcosa di buono e spendi molto meno. In modo che me lo compro mo e poi mi accatto computer. No, allora con l'informatica togliti sto concetto da. Ah boh, ci mi accatto un PC buono. Se ti compri un PC buono, allora una cosa come questa che abbiamo noi. Tipo un Questo qua. Tanto fanno già giocare. Francia, le statistiche del computer che mi presi te le feci vedere. Tu lo sai il computer che mi sono preso poi alla fine. Che poi si è preso pure Giuseppe lo stesso. Cioè col computer questo qua, ma è una 4060 mobile. È un i7 serie 14. Cioè io penso che 3/4 anni livelli alti come preset grafico gliela faccio. Quindi tu 2000 euro adesso mi devi far vedere se le trovi o quando riesci a mostrarmele un PC che ti dovrebbe durare 8 anni. No, ma no così tanto, tipo 5 anni, però da fare un po' di tempo. Perché 2000 mi pare pure un po' che esagerato. Febbraio a questo punto sì, mi scusi.
visto che funziona. Gianmarco si prende il PC. Ci organizziamo. Io posso fare pure le cacce serali e ce le facciamo in live. What is optimal? Prendiamo a parole Francesco perché morirà. Capito? E va bene. Io andrò a salvare Francesco 50.000 volte. Vabbè. Vabbè, mi piace come idea, mi piace. Allora, France, per il fatto che ha detto pure Gianmarco prima del server di Minecraft, io sono molto super iper d'accordo. Propongo un patto di non belligeranza tra me e te. Io non rompo i coglioni a casa tua, tu non rompi i coglioni in casa mia o nelle mie terre. Sei d'accordo? Stai attento che ti allago la casa e non solo. Allora ne possiamo prendere due, a sto punto li prendiamo entrambi. Butta dentro. Allora, ecco, vedi, io dico, no, quello già parte così, vabbè. Vabbè. Allora, giochiamo come ci viene, dai, non fa niente. Vabbè, io mi comporterò bene con te. Oh, hello. Spero che tu faccia altrettanto. Ecco, diplomatico. Arco lungo della Fellonia. Tallonia. Aspetta, giocare. Facci prendere prima tutto il bottino qua. 3 onci. Una tuta canina. Sandali della Fellonia. E li vuole pure giumpè, li vuole. Tessuto nil pregiato. Bracciali della Fellonia. Facciamo il server personalizzato. Ok, ogni tanto un'idea buona, dai. Vieni. Carina, simpatica, elegante. Ok, vabbè. I'll start preparing the analysis. Allora, Doggo, attacca qua. Ah, l'equipaggiamento devo vedere. You can count on me. Taking charge. Allora, ma ne dobbiamo pure ciucciare un po'. Allora, aspetta. Ciucciatrice. Noi ciucciamo. I can do E this. mo toccherebbe a noi, ok. Something else. Electricity is useless. Loro vento. Keep that in mind. Summon E lui sacro, allora. Facciamo così. Come on e ci togliamo lui da mezzo. one enemy down. Ci abbiamo un altro turno, però non posso cambiare persona. Non veniva a farlo prima, vabbè. No. Ok, blocchiamo lui a terra. Allora, voi vento. A posto, fatto. Mano arcana. Soldi. How it's done. Perché 2 checkpoint intermedi ci sono stati e non siamo usciti fuori. Quindi potremmo aver fatto un bel bottino e prendere direttamente armi e cose nuove se escono. Our chance to go. Allora, 2 enemies. You can take them. vai Dog. Such unbridled power. Such unbridled power.
lo zio, era questo qua. Allora, aspetta un attimo. Che devi andare poi verso il basso. Allora, Puoi anche personalizzarlo, quindi se vuoi modificare qualcosa che dice meglio, tu vedi la allora un i7 14 6 e 50. non capisco un cazzo, sappilo già. Quindi, No, vabbè, Francesco penso che mi sente se è ancora collegato. Windows 11. Lo zio. C'ha la stessa scheda video. Tu hai visto con questa impostazione qui? senza modificare niente però. Senza Questo qua è modificare lo niente. standard, senza Questa modificare. scheda qui sta qua dentro. Ok. E questo costa la metà. E se metto quell'altra? Ma quando Allora. arriva? 2,4. Hai capito? Quindi la mamma. Cioè, se tu eri disposto a pagare una cosa del 2,4 genere, forse già andiamo un Te- po' te- troppo oltre. no. Forse un po' troppo. tu eri disposto a spendere questa cifra, Volendo. ti faccio fare l'affare. Ok. Ti do io un'occhiata, perché ma no, questo è un questo esempio, no. ovviamente. No. Io non so, ci può casare Allora, tutto ecco, vedi qua. questo, qua stai pagando più che altro il marchio o qualcosa che c'è dentro. E il resto avrei tu. I due punti principali Ah. sono quelli. Non so, ci schede grafiche, questi Allora, cosi, i punti principali sono quelli. Questo è importante. Io per questo l'ho preso a luglio. Ho preso il blocco di RAM esterno, ho pagato 100 euro. Ok, Non ce ne ho più 16, ma ce ne ho 32. ok, Tu aggiungi qua su altri 200. ok. Stessa cosa che ci abbiamo noi qua, identica. Beh, questo viene un po' in bocca. G-Sync, sono le stesse impostazioni Ok. qua. Carrobe. No, e poi ci vedete qualcosa di buono robot vedere perché io non ne saccio. Non c'ha niente di così eccezionale da Ok. farti pagare questo, visto Ok. che noi abbiamo preso la stessa cosa. Questo Ok. come caratteristiche è identico a questo qua. Ok. E abbiamo pagato la metà. Ma non dice ci assomiglia. Giamma è tale e Si quale. può sparagnare su come È tale e quale. mi basta che è fuori. Ti chiedevo se tu volevi spendere quella cifra lì, perché io con da quella 2000 cifra lì, euro, se sì. mi metto a vedere, ti posso trovare su Amazon qualcosa di buono. Ma veramente, veramente Guarda, a buono. questo punto fai conto 2000 euro, però calcolaci magari mo ci vuole pure un'aggiuntina come te l'hai fatto tu, compresa nei 2000, cioè, quindi fai conto PC tipo 1800, tu a cosa vicino che sta facendo 50 euro, arrivi 1950 per potenziarla come hai fatto tu, diciamo, Ok. voglio arrivare così, vai, Ok. Allora, E rimandami io ci non mette so, te purtroppo. ronginocchiato. Te tanto lo vorrei ronginocchiato. prendere sotto Natale, perché è un momento più propizio. Noi non faccio due cazzo. Vai, vai. That went well. Wow, wow, wow. Allora, a sto punto no, non dobbiamo scendere che dobbiamo prendere l'orologio. Presto, prima che viene Giovanni il mietitore. Quando mi faccio. Ti conviene pure, visto che Mm. stai lavorando, fare il pagamento con Cofidis e ti dividi il pagamento in 12 rate. Ah, ok. Che poi stesso Amazon, oltre a sta cosa qui, mi sembra per alcuni articoli, cioè che puoi fare per suddividerti il prezzo e fare, non è un finanziamento, è Amazon che ti finanzia, però senza fu finanziamento è tutta una cosa un pochino più Vabbè, semplice. poi quando troviamo. Fai perché- sì. Fai vedere come si fa tutto. Lo sì. Allora, bimbo, È moglie. 10 lei sotto, moglie deve salire. Che ho detto, portatile, un mouse, tappetino e la RAM. in un mouse ce l'hai savi, forse, sai, anche che non penso che mi serve, dato che non mi metto a giocare quei giochi con mouse e tastiera, io capito? Allora, Io lo uso zip, principalmente come... io ti posso fare la previsione. Dimmi. Allora, tu giustamente non hai mai avuto un PC. No, mai stato mio. Allora, per come sei tu, che sei come noi, eccetera, eccetera, tu il momento in cui troverai o vedrai un gioco tramite qualche conferenza, qualche cosa che ti stupirà, inizialmente il tuo cervello lo mandava via perché diceva, cazzo, ma non gioco con più. No, mo non mando per niente. Mo, qualunque cosa vedrai, tu basta che proverai il primo gioco con la combo mouse-tastiera, tu dirai, ah, I'm looking for. che bello, Vedremo, Che bello. Questo vedremo. che bello.
Il pad è comodo, il signore è elegante, fine. Abituato, quindi 6 anni fa. Mouse e tastiera è... Dipende anche da che gioco, cioè tipo spara tutto, io non ne No, gioco. dipende. Cioè, quindi la maggior parte dei giochi che gioco io, cioè per i miei gusti sono tutti da... Io so boomer, per me quando devo giocare che esce un gioco serio, proprio... Infatti io non sto giocando Outlast Trials perché io lo gioco mouse e tastiera. Giocare col pad non... Non dico, beh, mi fa sentire sporco dentro, hai capito? ognuno cresce come può crescere. Però si gioca benissimo pure col No, pad, no, sì. Hanno fatto un bel lavoro proprio. Allora, tu... tu... Che possiamo comprare il nostro Refrost, che noi non l'abbiamo ancora... Non l'abbiamo fatto prima. No, il Frost l'abbiamo già fatto. Allora, dobbiamo farci lo spazio e ci facciamo il Refrost, almeno Facciamo il Frost completamente. nero. Allora, facciamo così. Funzione calibrata. Noi siamo arrivati a 56. Suzaku. No, Ma tu non stai bene con la testa. This persona is powerful. This would be a wise choice. Ma perché volete tutti quanti i nostri amici? Vabbè, mo sono tutti quelli là fuori. Però aspetta, lo Dai, zi, sei più fermati. forte. Lui c'ha diarrea. Quando fa diarrea lui... E Samarcanda. È Samarcanda. Più Samarcanda Mezzogiorno. costa 35 babatons. Vero? Per capire? Ripristina automaticamente Dai, insieme per ogni fine turno. Dai, la facciamo. Dai. Ok, e gli possiamo mettere. What do you wish to inherit? Allora. Ci abbiamo voce d'Amrita. Pure un po' di luce, lo zio. Che la luce è una buona copertura. Anche perché lo faccio una quello. Allora. Chance di danno medio a tutti i nemici. Potenzia E luce. potenziamo la luce. Ok. Questo secondo me Uccellone di luce. A è posto. fuoco. E fuoco. Io sono Suzaku. E cago gioca. No. No, stavo pensando al Nunzio. No. Infatti è uscito un video Io sono di Nunzio. su YouTube, ma non ricordo il nome del canale. Questo ragazzo fa tutti i video, approfondimenti sulle trame, eccetera, eccetera. Allora, te lo faccio vedere. Aspetta. Spiega tutto per bene. Non lo possiamo ancora vedere per un semplice motivo. Soprattutto trovando il canale. Eccolo qua. Ah, lo conosco già. Questo è mio fratello Seb. Guarda che video è Sì, uscito. sì, no, ma è un grande. Bravissimo. Mo' è Filmatino di 20 È minuti. tornato da poco, tra l'altro, a fare video. Difatti, proprio per questo, visto che non so poi se parla di qualcosa anche di questo, No, finiamo tu. ho detto noi finiamoci tutto. No. Quando finiamo ci mettiamo, e Sì, ci vediamo pure sì, il sì, video sì, in sì. live. A me va bene, a me E piace siamo un proprio a sacco, è molto posto. bravo. Allora, Jatayu? No, questo è uccellone ancora più cattivo. E voi? Me. Com'è già, dai. Però poi dopo... Ma Dai, secondo... facciamolo, dai. Il uccello ci aiuta a tutti. Non è male, poi c'ha 4 What do resistenze. you wish to inherit? No. Allora, e gli diamo un po' di ghiaccio. Oh, Oddio, questo è perfetto. vai proprio a Questo è cavallo. perfetto, cazzo. So it begins. Ottimo così. Ottimo. Si è aggiunto qualcos'altro? Da Carabia? Is powerful. No, uccellone nuovo, no. Mo l'hanno fatto. This persona is powerful. This persona, yes? Ma perché tutte... Vabbè.
Wow. Allora, facciamo queste per completare la quest. Eh, abbiamo 144.000 yen. Dobbiamo venderci tutto. Un po' di roba, sì, sì, sì. What do you wish to inherit? Allora, ci possiamo portare. Questo sarà fisico sicuramente. Sì, lui mina come un Ma bizantino fa direttamente. cagare, no? Vabbè, È pure al visto 30. che siamo saliti. What skills È to pure al inherit? 30. Allora. Aumenta la difesa del gruppo per Poi 3 sta sempre, va turni. sempre bene, quello sì. Rivoluzione. Potenzia bersaglio singolo. Metti che dobbiamo utilizzare lui per le difese o altro. E c'hai Agilao. Metti un attacco singolo, un altro attacco singolo fisico. Uno di questi Più mana di colpi. Che ci ha sempre dato belle soddisfazioni. Well then, shall we begin? Io sono testa in petto, ti picchio, Ti meno grosso. meno, grosso. Cannavaro grosso. Dai, la butta dentro. Questo 48. Ci manca Sati che non abbiamo fatto. Allora, cross nero. Certo, vai. Please choose what skills to inherit. Però questi speciali, lo so, secondo me ci servivano per quelli. Però ce li troviamo. Ce li troviamo. È giusto, Ce li troviamo. è giusto. Allora, tu fai bufola e impari fuoco a breve. Dai, A questo punto. vai. Va sempre bene. Sempre per il discorso di prima. Vabbè. It's finally time. Ciuccia. Cuccia trio. Io sono il divino cross nero. Ti insegnerò come camminare. Stiene, seconda stiene. Allora. E due ce li siamo fatti. Va bene. Vediamo se per caso questi qua ci hanno sbloccato qualche altra cosa adesso. Shall we take a look? 56. This persona is powerful. Pazuzu, porca troia. Uccellone Pazuzu. e Titania. Allora, innanzitutto mo come siamo messi? Abbiamo un po' di tutto. Fulmine, fuoco, ghiaccio, luce, oscurità. Fulmine ce l'abbiamo. Poi ci abbiamo tutto così. Il problema è che comunque ci serve lo spazio per prendere i nuovi. Allora, togliamoceli per livello. Ganga. Are you satisfied with this? Però qualcuno li dobbiamo sacrificare, capi? Alla fine. Dagli Flauros una merda. This power might be too much for you. Niente, non ancora. E a questo punto arriviamo qua e facciamo davvero questo. Uno e... Ma sono uguali questi? Ah no, sono Sì, diversi. ma non Ok, sono uguali. ok. Arriviamo a 59 e ci abbiamo uno slot già fatto. Shagini, Shagini, Dai Kiri. Shagini. Che ti faccio a te? Time you need Che to ti faccio a te? consider. Oggi fai dai Kini e Incubo. Facciamo un mietitore bianco che è 46. Ma già l'abbiamo preso, a noi ci serve fare quelli non registrati. Ci abbiamo Ho il nostro capito, già ma fatto. Titania è nuova. Da fai José, fai dai Kini José, facciamo Ganga. Cazzo ti devo dire? This one is somewhat Ma però lui è uccellone di 5. No, aspetta, José José è un e Daikin. Ok, vai. skills. Loro due sì. Ma dai, fai Allora, Ganga. aspetta. Ma che merda. What do you È wish to Ganga. inherit? Li mettiamo. Contrattacco. Isolamento supremo. Contrattacco, subito. Subito. Potenzia bersaglio singolo, visto che fa il Multiplo. contrattacco. Ah no, questo è multiplo. Però fai l'esplosione vagina se vuoi. Esplosione vagina, si mette quello. E maturanda. Matura e tu dici fermi tutti, non ci attaccate, non fate... Maturanda. Matarunda. Maturanda.
Si sta maturando e sta facendo gli Ok, attacchi. va Meno male. Stiamo dando tutti i nomi a capocchia, continuiamo così. Ganga. Questo è Ganga. Sì, questo è Ganga. Bella merda. Ma perché ogni persona che esce a me e poi Ma dopo fa ti piace? cagare questo. Allora, fa cagare come livello, giustamente noi viaggiamo sul livello 56, ne facciamo uno di quelli livelli, è normale. Voglio gente forte in squadra. Però quello che ti insegna il gioco è questo. Dobbiamo fare dei sacrifici per ottenere qualcosa di migliore, Gianmarco. Però ci abbiamo Suzaku. Poi abbiamo lo stesso problema di prima. Allora, Ci serve un altro posto. se arriviamo a 59-60 possiamo farcene un paio da qui. Al limite andiamo a sostituzioni, tanto li abbiamo comunque registrati. Matto perché? Che matto. Vedi, vedi, vedi? Studi, paghi di meno. E ci dà pure le mosse nuove. Ma sì, va a fanculo a sto punto. La mossa con re, che non avevamo ancora. Io e il re. A posto. Ora noi continuiamo a... Ornio Possum, welcome to the live, to the chat, to the stream, to everything. È un opossum arrapato. Sì, Sta. Dai. complimenti per il nickname. Quasi migliore di quello di Francesco. Guarda. Quasi, quasi. Quasi, quasi. Allora. Good day. Good day. Good day cosa? 20 fusioni fatte. Va bene. Wonderful. 54. Fatto. By all means. Trovate fusioni, ne dobbiamo fare una trentina. Ok. Ci siamo. Allora. Very well. Very well. Allora, c'è sempre il problema degli SP. Però potremmo avere Cazzo. le coppole di cazzo, sì, effettivamente. Ah, così dobbiamo portarci moglie e bambino. Sì, ma facciamo un lo attimo possiamo sto fare cambio. dopo. Aspetta. Però aspetta. Vabbè, loro non sono messi male. Allora, Junpei non è che ci è servito tantissimo in sta zona qua, quindi può anche restare a casa per quel che mi riguarda. Doggo, con affetto, ti voglio bene, c'hai È oscurità, stato un bel povero, dai. però te ne vai. Quindi ci portiamo loro due e li facciamo un attimo salire. Almeno con Ken siamo coperti con luce. Sì. A E sto tu, punto. dai, mi pare E noi oscurità, abbiamo fuoco, oscurità. pure. Ma aspetta, noi ci controlliamo. Equipaggiamenti. Bracciale del fellone, magia più 6 più 40 SP. C'ha il nostro nome scritto sopra. E tiri più pezze o... Agilità o magia? Di no, agilità. Magia Tanto più abbiamo il per- bonus degli attacchi per gli assalti Magia più comunque. per aiutare, magari. Allora. Arco del fellone, Sì. 227 più... Oh, prende più expo. Va bene. Va bene così. Sandali. Vabbè. Aspetta, però pure questi hanno abilità diverse, non ci Sì. avevamo fatto Sì, caso. sì. No, vabbè, sì, in realtà sì, però. Non so. Ma io terrei sempre sopporto oscurità. Sì. I braccialetti, tutti i braccialetti. Braccialetto a Metti quello nuovo, lei. magia più 6, 40 SP. Ecco qua, a posto. Minchia. Lui non c'ha niente di nuovo. Ah, no, che non me li ha assegnati, va bene. Va bene, tutto a posto, tutto a posto. Sopra metti ghiaccio. Se non si ferma giù, beh. Allora. Però 2-11 e mi dispiace per l'altro. Vedrei prima più un attimo per moglie che sicuro ci dobbiamo portare appresso. Vai, vai. Non ti muovi. A sto punto. Qua siamo a posto. Agilità 2. Visto che usi comunque mosse fisiche. Moglie. Faccio un giro di controllo per le armi dopo. Da guerra, oggi. Autoribellione che aumenta le chance di critico. Di A chi lo posto. indossa solamente. Di chi quindi lo dopo. indossa? Moglie con critico? Supporto oscurità. E moglie. Non ci abbiamo un forza. Forza 6, 40 SP. Va. Forse poi un po' più magica, però in realtà. Allora. Non so. Qui non c'è niente qua. Armatura colossale. Effettivamente lo zio non c'ha.
qualche volta le ho fatte. Aspetta, vediamo. No, vabbè, pure come attacco fisico suo. Mm. Io comunque c'è il critico e cose varie, Allora. Va bene, no? Bimbo? Dai forza più 5. Questo ce l'ha. Questo c'è il brandistocco, quindi non si manco messo bene. Bambino, tu fai fortuna più 6. Tu sei il bambino fortunato. Ciccio, allora? Allora, Uè, Ciccio. salvettino perché Sempre. giustamente abbiamo fatto 3 livelli, non sia mai. Non sia mai. Andiamo giù. Allora, I think we're starting to get somewhere. no, contro di loro il primo fight non lo voglio fare. Devo prima provare la squadra, non lo volevo fare il fight con loro, non pensavo erano così tanto intelligenti, capito? That's not good. Ecco. Angel Senpai's down. Allora, la prima azione è stata una cagata pazzesca. Good. Va bene, giustamente sono 10 livelli in meno. This is my resolve. Persona. Allora, Thanks. ma moglie ci ama, ci adora. È caduta per farci provare l'abilità. In this situation, Sono la resistenza? Sì. this will do the trick. Allora, lei un attacco fisico comunque ce l'ha. Non mi sembra... No, bravo. Quello a tutti? Dai, Medio? così per ridere. No, questo è bloccato. Così. Keep it together. Bimbo aiuta perché c'ha fulmine, è vero. Fa un cazzo. È giovane, è fanciullo. Potenziato. Se ci mettiamo con la resistenza. Quindi così noi nel frattempo possiamo ciucciare e recuperiamo gli SP noi. That was close. Be careful. Il piano è semplice. Think I can use Il piano è semplice. No, qua ci possiamo fullare un attimino noi gli SP. Vediamo. what is optimal. Tutto il piano è andato a fanculo direttamente. Allora, io ciuccio. Poi abbiamo ciuccio. Poi faccio. Vederà. Sì, a sto punto. Non la puoi mettere nella linea dietro. No. And now, Qua, proprio lì. Tu c'hai l'attacco. will this work? Non è un altro. Persona's ready. Poi dimenticavo, lui colpo super caricato, fai 70 perché giustamente c'è sempre 10 livelli in meno di prima. Di 13. Lui 13 può addirittura. 13 livelli. Seconda. Ah, guarda, per quel che mi riguarda. Ma che cazzo? This is my resolve. This is my Ciucciatina. Kirito Senpai. Your speed's been reduced. Bambino? I can do this. Questo è uno di quei rari momenti dove posso fottere un attimo persona. Quindi. Guarda. No, ma c'hai ragione, avrei fatto lo stesso. Keep it together. Here I come. No, yeah, ok. Switch with me. Here I go. It is time. What is optimal? Persona!
doppia ciucciata. Domani del PSP. Patch yourself up. Now's the time. Strike. Così gli oggetti che ho le uso solo sull'healer a sto punto. Dai. Torata. Fuca. Allora, bimbo mi fa gli ultimi fulmini. Just watch. Keep it up, Amada. Mi avevano fatti duri all'inizio. Cioè, da dietro che io mi ero distratto. Però siamo i nemici quelli incazzati. Facciamo ma. Ah. Se proprio guarda, io ero quasi pieno. Io ero quasi pieno, poi le ho detto dai, non voglio esagerare. Però se proprio insisti, a questo punto mi fullo completamente. Arrivederci. Allora, difesa. Dai, che sei morto. Ti respingo pure i colpi, non ci prova neanche. Keep it together. Allora. Vai fanciullo, vai. Ecco qua. Che dobbiamo usare gli oggetti per recuperare gli oggetti? Pure l'arcano. Carta in più, butta dentro, vai. Ah. Vedi, persona ci ha premiato in questo. That's how we do it. È troppo strano. Super level up. Allora, Ottimo. vediamo. Persona has a new power. Ma bufola Via, al posto di Mabufola. E poi potenza ghiaccio. Questo l'ho messo. Preferisco togliere questo e tenere questo alto e che Marin Karin Dai. un po' di malia ci sta. Neurotaglio Oggi non è posto di buono, finale tragico. E dopo c'è potenzia congelamento. Ok, tu impari miriade di frecce. Al posto di pioggia di frecce. Poi niente proprio di che Tetracan. No, Preferisco tenere quello là che annulla le statistiche. Assalto Assalto ignobile al ignobile. posto di attacco fuori. Se però attacca tutti. Assalto ignobile. No, assalto ignobile è singolo. Al posto di attacco fuori. Questo ha un nemico. Aspetta. No, questa è quella che viene dopo, giustamente. No, non ce l'ho fatto caso, mi stavo applicando solo su quello là. Samarcanda pure. Ah. Togli il fuga. Ci teniamo. No, preferisco tenermi l'attacco. Perché almeno questo lo possiamo usare pure eventualmente sui boss. Questo qua sui boss, che shot. Che shot. Vai. Dopo c'è caldo. Excellent leadership. Allora, penso che il team ha funzionato. No, dovrebbe essere anche un po' più forte. Allora, a sto punto... Aspetta, prendiamo gli oggetti. Abbiamo oggetti per due, che fai? Te ne privi? No, A sto punto. cazzo. Allora. Ma giusto per vedere il bancomat è pieno. No, un po' di roba. Qua che escono un bel po' di soldi. It's Siamo proprio belli ciotti. Siamo proprio ciotti, siamo. three targets. They're weak, but don't be careless. You can hit a weakness with this. No, ma vai di Zionga a sto punto. Dov'è Zionga? Mazionga, eccolo qua. Vai di Mazionga. Ah, e c'è pure l'altro in mezzo. Ecco qua. Bambino. Persona's ready. Bimbo, com'è la situazione? Mi pare. Oh. La bella meccanica che c'è nel 4 quando sali di ripristinare capire Sì, io ma vuoi sapere cosa stavo pensando? Sto dicendo com'è bello fluido, com'è bello questo gioco, come vabbè. Non vedo l'ora di vedere questo applicato al 4. Non vedo proprio, guarda. arriverà. Here I come. Visto che lui è rimasto a terra con un attacco solo, facciamo un altro assalto.
adesso già è andata un pochino più facilmente. Allora. Sì, a questo punto. It's all over. That was Oh, per essere pieni di oggetti, comunque che non abbiamo già tutte e cinque gli arcani maggiori, non è che ci sia andata proprio bene sotto quel versante lì, eh. Places that the floors are nice and level. If we had to Aspetta. Però walk almeno up and abbiamo down preso an incline già all 3 the arcani time, I maggiori think I'd buoni be a di goner. quelli che abbiamo preso. Sì, Oh, here it is. ok. Great target. They won't know it hit them. Here I come. Bimbo, bravo. One enemy down. Bayonetta-kun. Uno perché anche primo, quindi mi fa risparmiare pure di cambiare personaggio, fare eccetera eccetera. Ecco qua, moglie già sta iniziando a minare. Dai, super pagliata che Allora, punti esperienza. Oh, il mietitore bianco. Un attacco fisico fa papà. Perfect coordination. Come sempre, quando vuoi, non c'è problema. That was excellent leader. C'è un tesoro dall'altro lato, quindi mi conviene andarmene per di qua. There's a treasure chest. What should we Oh do? no, c'è un bizantino. Ti giri? Ti giri? E abbiamo ancora un pezzo che dobbiamo consegnare. O già l'abbiamo consegnato poi, non mi ricordo. Che intendi? You have an item that can Oh, il pezzo di Aegis. No, l'abbiamo consegnato quando stavo Mm, zitto. ok. Vai bimbo, vai. Vai bimbo. Bimbo, grande soddisfazione. Bimbo, faccio giocare. Bimbo, e fallo un'altra volta. Vabbè, va bene. Vabbè. No, ma Bimbo... Bimbo ci ha provati, ci ha provato. Ci ha provati, Allora, try using an item to hit no, a forza questa gem. that didn't work. Siete delle brutte persone. Sappiate. Allora, Looks like you can target a weakness. Something else. Wind isn't good on this one. We'll have to try something else. I can do deve this. andare di culo. Allora, ci potrebbe andare di culo. We're making progress. Target is done. Tunda non si è fatta proprio, cioè hai solo preso il colpo. Vabbè. A sto punto riesco a cambiare persona. Vai Pisello nel tuo momento. A posto. Penso che il problema sia risolto, dai. E due. Attacco magico più che raddoppiato. Molto bene. A me forse mi conveniva prendere più il persona per potenziare la succhiatrice a sto punto. È vero, cazzo, non ci ho pensato. Hai ragione. Che poi vabbè, appena c'è qualche persona eventualmente che richiede lei come personaggio, basta che gli mettiamo le due abilità Sì, e ci tanto portiamo sempre il quello... avanti, sì, sì, sì. Ci metti i succhi avanti. No? Sì. Vabbè, tanto alla fine poi registrandola resta comunque nella... Sì, del sì, sì, persona, sì. Quindi siamo a posto. Allora, Ma è buono oggettino. questo. Prendi 5, recuperi 40, alla fine hai guadagnato 35. È forte. Non mi ricordo se c'è pure qualche altro potenziamento dove c'è. Non ricordo. Allora, altro tesorino. What should we do? Ornamento Questo è d'oro. oro, quindi che è un materiale. Smeraldao. Allora, vediamoci il fight. A noi mo servono i cazzo di troppo quando creiamo i persona, lo ci servono quelle i cuoricini. Ecco. I'm sorry. A posto. Così abbiamo completato tutto il blocco. Ottimo. A posto. Vediamo a chi tocca. Oh, Junpei. Junpei. Insomma, quando? A questo punto dobbiamo mettere in mezzo il fattore tempo. That dumbass. Seriously? Getting drunk on cooking wine? Aia. That's damn pathetic. Even for a deadbeat dad. Aglia. Questa cosa mi sa che non la sapevamo, So am I guess. But I
turning out like this every day. Man, what am I gonna do now? I got nowhere to go. Quindi già vi conoscevamo? Sempre Nowhere dico better pure to be un... either. No, è lui, è lui. È Doggo. È Doggo, dai, è lui. Sembra che È lui. I don't got any food for you. You know, you look kind of familiar. Have I seen you around here before? Yo, it's Junpei. Oh, hey guys. Oh, why the long face? You said we're in different homerooms now. Nah, only thing sad here is your IQ. Wait, ain't it way past your dorm's curfew? What are you guys doing out here? Oh, you know, we snuck out. It's your second year. You'll learn where the secret exit is. Anyway, we're heading to Escapade to celebrate my guy here finally striking out. No, dai, sul Wanna palo, come with? bro. Whatever, I still have a shot. Però. Still in denial, huh? Come Ah. on, face it, man. Ci ha provato. Before I talk about Oh, bro, Andata male. Te posso dicere, frate. Non ti mettere in questa situazione. È una cessa. No. Una cessa. No. Sì, non li ha manco chiamati. I don't know. Non gli ha manco telefonato né li è andati a trovare. Sei una cessa. No, non è Dopo che salviamo questo. è come se salvassimo il mondo insieme. Noi zia Roppi non toccava più. Ma con compagni sì. Ogosti tipo Francesco, Esatto. diciamo. Ok, ok. La cosa brutta di Junpei Man, è you're che so crescendo peggio. No, dai. Bello, io parlo di lui e lui appare. I did say it was just a rumor. Look, man, forget that. Let's get going. Conosco un tizio che conosce un tizio, sì, Ci sì. si sono il capo glorioso. Sì, 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 sì. Sì, 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 Sorry, certo. I think I'm gonna pass. What? Come on. Siamo passati noi con le cuffiette, che è passato uno con le cuffiette tipo noi. Dude, I already said no. I just ain't in the mood. Ehi, oh Enzo, piano. Ehi, che è successo? Che ho detto? Ho fatto un esempio. Ho fatto un esempio, così generico, non si possono fare esempi. Hai scritto il messaggio, quindi ti ho portato come esempio, capì? È un fatto logico. Today is really not my day. Ehi, pure il doggo. Lo sta dicendo pure lui. I'll actually be happy with my life one day. I wish I could, like, change the world somehow. If only I could do something that no one else can do. Ecco qua. Guarda, l'hai chiamato. Having some kind Sì. of special skill or power, you know? Stai facendo brutto Sì, grande. me ne sono accorto giusto giusto. Dopo. Don't give me that. I'm sure someday we'll be able to make real friends. Friends Comunque questo who cane c'ha un actually tuffa. understand us. Era il cane del tempio, è morto il padrone. Vieni a casa con me, è molto guaioso. Ma che facci? Ma puttassa sei cane. Ma non sto capendo. In realtà il cattivo è lui. Come Romano? Lui sa chi è? Il cane del benzinaio. Questo è... Hanno Junpei. fatto investivo cane, ma come è stato investito il cane? Adesso hanno ammazzato il cane. Oh yeah, that surprised me too, Questo bud. dici quindi che è il So it cane really del was you benzinaio? that day, Sì. huh? No, dai, lui è buono per forza. Kinda seems like destiny, don't it? Oddio, il cane più bello del mondo. Anche forte, oserei dire. Think of it. That was the same day Sonata-san found me. I had nowhere to be, so I was just chilling in the convenience store and reading magazines when the dark hour hit. You were pretty much a sitting duck about to burst into tears. Man, your face was more terrifying than any shadow. Well, what was I supposed to do? That was the scariest damn moment of my life, man! Ma quindi c'è un dungeon per ogni PG. My life back then? Lascia With fare. my old man and all. Coppia di personaggi, è I don't know, possibile. not boring, but Mo magari ha fatto sia Doggo che lui, Sì. però so Non lo so. staying at the dorm, fighting shadows and everything. Allora, vale la regola base che ci siamo detti all'inizio. È un DLC, sappiamo che non avrà la durata del gioco completo. Cioè, altre Però- 50 ore non voglio pensare. Tu più ci dai, noi più Meglio è, prendiamo. sì. Quindi proprio tranquillissimo. How wonderful. Oh, I How see. wonderful. No. Interesting. Unlike my sister and me, other people usually have a reason to awaken. I comprehend. Voi siete macchine. I had a reason as well. However, in my case,
It happened in reverse. I possessed the power first, then discovered my true feelings later. Speaking of which, do you... I think I'm starting to get it. The doors only show us memories of great significance. Ok. Once they've served Ok. their purpose, they disappear. Those that remain have yet to fulfill their roles. Their purpose? What purpose? Tu ce l'hai ed è quello di Entirely sure. But if we keep salvarci, exploring, I think we'll be able proteggerci, to però find siamo morti, quindi... more. So let's keep going. Sì. Together. Okay? Okay. Let's. Allora, Discovering my own reason came so naturally that I never thought much of it until then. She's so full of emotion. Nothing like me when I reactivated. Effettivamente questo è anche Even strano. though she's never had any È contact with molto other umana la people, sorella. does she have a memory of her own where she discovers her penso che ad reason? un certo punto qualche ricordo suo inizieremo a vederlo. And I started to wonder. Che c'è, Bib? Hey! Va bene. Bambino, non cacciare altre cose. Cioè, caccia altre cose, bambino, aspetta. Mm? I'm sorry. Cioè, ci dai qualche altra cosina da fare? Ma noi lo facciamo con immenso piacere. I thought so. Cioè, vedi, tu chiedi, persona ti ascolta. Come Persona 5X. Esattamente. Ecco qua, intanto lui Cura? rianima tutti gli alleati a HP massimi e riflette un attacco. Ok. Intervento divino. Quindi questa si può usare quando stanno a Thank terra you e very basta. In teoria, ok. Che non è male però. Questo è super salvataggio. No, questo è quello forte proprio. I see. I think... Va bene. Va bene. Che molte volte ce l'abbiamo ma non lo utilizziamo. Tanto lei si carica in fretta, quindi si può utilizzare. By the way, no? Un'altra persona. Allora. Tutto. Poi. Io. Ma mica si apre la porta. Why? Andiamo, andiamo, questo. Vabbè. Allora. Io vado fuori la porta. Non si apre. Non si Let's see. apre. Che ci fate qua? Date qualche oggettino, qualcosa di nuovo. Va bene. Yeah. Allora. Yeah. Allora. Si va a fare shopping. Ricordo dei bei vecchi tempi. Ce lo dimenticavamo e il professore ci fotteva la merenda. Sto figlio di puttana. Già da quello dovevamo capire dove io. E il professore ci fotteva la merenda. Sto merda. Allora. Innanzitutto, passiamo al banco. Pazzato? Now you're here. Tu ci dai pure dei regali. Good to see you. Un regalo, cioè. Wanna A capo di cazzo! Prego. Prego. Vadi, vadi. All right. 2,99 e 26 centesimi di yen. Ok. Allora, What'll it be? c'è qualcosa di nuovo? Ah, Check it out. ah, bene. Allora, questo ci dispiace per lui, ma Io prima di shoppare qualcosa, oggi però vedrei prima dalla signorina Crafting. sì, 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 no, ma vediamo quanta roba è uscita.
Questi no, purtroppo sono sempre quelli senza, sì. senza abilità. No, sono saliti proprio di categoria. Questi sono quelli là ancora più. Ha fatto qualcosina, eh. Allora, tu già sei un acquisto forse sicuro. Non c'è manco l'abilità là. Ok, armature a questo punto. Però guarda quanto cazzo costa. Madonna. Mamma rapina questo sbirro. Che lo sbirro fa le rapine. Troppa criminalità in Allora, giro, abbiamo troppe un cose. oggetto nuovo, innanzitutto il talismano magico. Ce l'ha dato lui Lo adesso? sbirro, sì, come ricompensa. Allora, negozio. Gli spinaci su quelli per gli SP. Allora, non dico così. Madonna, che sì. Iniziamo a comprare una trentina. Così noi 10 volte mettiamo sempre solo spinaci. Scusa, per il momento non li comprate più prima. Vale, se fanno un attimo i soldi per comprare l'equipaggio. No, e questo volevo mettermi al sicuro gli SP. Che con la però- squadra già ce la Sì, facciamo. tu però mo 3 ne puoi mettere a fare, o 4, o quanto ti sa. Non voglio fare ogni volta compra da No, questa che ogni poi. volta, per Allora, sta volta che aspetta. abbiamo questi soldi. Ma forse ci ha dato pure lo slot. No, sempre 3 slot. So. Intanto dentro i comuni. Ricordo mo se Allora. tutto dentro. Tieni, prendi questi semi. Sì, no. Ecco. Passare dei piani? Cioè, come calcola il giorno? Capì? Grande idea. Che nella mia mente si sta formando il piano. Spinaci. Se io entro ed esco, me lo vale come passaggio? Ma proviamo. Mo si fa sta prova perché non sia mai. Quella dice qua stanno gli spinaci. Se funziona, no. O forse devi fare minimo 1 o 2 piani. Devo studiare sta cosa. Allora, qua il pene non è solo un organo. No, niente. No, a che gli fa? Sì, ma Sono tutte troppo scarse. Però quello è 2,60. questo c'ha potenzia vertigini. Possiamo risparmiare su uno di loro. Volendo. Questa no. Vedi qualche armatura? I've got some good stuff in stock. Take your time browsing. Non li abbiamo mai visti questi qua. Sai che te dico? Ma vaffanculo, prendo 7 di questi. Su 50 SP. We have a deal. A posto. Go on, Cambia look carta. around. Sì. Everything good? Allora, Hope to signorina, see you soon. arrivederci. Allora, rientriamo qua. Come to think it. Much obliged. Vabbè. What'll it be? As long as Allora, è il momento di riflettere. Beh, noi per forza, oggi everything dobbiamo went essere sempre opzioni. Allora, noi ci dobbiamo fare prima tutta la situazione da dove. Everything look good here? Great. It's all yours. Noi eventualmente ci abbiamo anche tutte queste cose da vendere e Public got quant'altro. some new things in stock. Check it out if you've got the Questi time. secondo me ancora lo zio te ne sai. Pochi punti e ci abbiamo pure sopravvivuto Questi all'oscurità. punterei sempre più sulle abilità dato che danno What'll it be? What are you looking for? Uno ci abbiamo pure la versione. Neanche di quella. Che cosa è stato? Ci siamo mai entrati qua. Stavo iniziando. No, quella parte lì. Non puoi dare un checks. No. Tutte le statistiche più 1.
Non è male, però secondo me sono più forti gli equipaggiamenti che troviamo così. Allora, noi siamo a posto. Poi noi ci abbiamo Yukari. Io sono andato prima sul buio, lo sai, che sta un po' peggio. Vabbè, li controllo in ordine. Dai, Li controllo in ordine, sì, sì. sfidante. Non è che devi attaccare tantissimo. What are you looking for? Vivere sì. Però quello mo l'hanno pigliato, 15% PE. Per manco 30 punti, anzi 28 punti di differenza. As long as you need. A forza. Ma non ne vale proprio la pena. No, gli stivali secondo me si potevano pure. Allora, What'll it be? What are you moglie, looking for? salve. Allora, moglie, resistenza più 4 su 50 punti in più. 54 punti. 54 punti in più. Everything looks great. Per moglie, All yours. questo ed altro. Poi, What'll it armatura. be? As long as you need. Autoribellione logica, secondo me si farà ancora la pena tenerla questa. 30 punti soltanto. Calzature. Giusto per E a moglie piacciono le scarpe. Ma non... no. 8 block. Ok, Bimbo Ken. Bimbo Ken. Bimbo Ken. 260. Questo già è fattibile. Equipaggio. Non libere. What'll it be? Bimbo Ken. What are you looking for? Bimbo Ken assolutamente. Sì. Bimbo Ken, ti spendi tutti i soldi tu. Quella cosa di a metà che purtroppo ci ha lasciati, ha messo in moto tutto il gioco di questo. Ricordiamolo, eh. Allora, no moglie, Ken. As long as you need. No, c'è forza più 5, meglio così. Allora, a questo punto possiamo vedere gli altri. What do you that what you want? Junpei. Having second thoughts? Potrei trovarmi That what you buono. want? Having No. second thoughts? Ne. Ne. Sono visto What are Doggo. you looking for? No, di 10 punti, capi. E c'ha pure potenza e oscurità. Ti dà 5 potete spiegato, sì. Medis. Lei quasi proprio c'ha WH, ma secondo me troveremo altro. Allora, io questa me la voglio tenere alta perché ho il presentimento che all'improvviso in qualche parte di gioco dobbiamo controllare per forza lei. Quindi all'improvviso trovarcela davanti senza poter tornare indietro e fargli l'equipaggiamento. Non mi pare. Ok. Allora. What'll it be? As long as you need. Tipo qua, vedi? Alright then. Abbiamo anche due scarpette? Ne. Ne. As long as you need. Hmm? You finished? Come back Un soon. po' di shopping. Tutto a posto. Scambi non si può fare. Qua non ci fai fare niente. No, mi giuro una serie così. Allora, c'è altro che dobbiamo fare a sto punto. Si salva. At this point. At this point. No, dobbiamo solo continuiamo. Quindi novità. Salve. Il mio padrone vorrebbe parlare con te. No, aspetta, volevo prima parlare con te, però vabbè, non fa niente. Prima il padrone. Prima, sempre. Ci dà una nasata nell'occhio. Ok. Va bene. Cosa ci hai sbloccato? Le fusioni speciali ora hanno nuove combinazioni. I've been waiting for. Oh my. How may I assist you? Nulla contro il signor Igor, o per gli amici Igor. Grazie al cazzo. Aggiungerei, è stata più utile lei a sto punto. Vediamo. Allora, registrazione. Is overriding acceptable? Registriamo tutto. Allora, vediamo un po'. Fusione. Let's It is a special persona you... This power might be too much for you. Questa è ancora un po'. Questa la devo prendere perché personalmente sono riuscito a farla su Persona 5X, ma ci ho portato un attimo la questo situazione c'ha da così a pure così. un'abilità unica, vedo là. Muori per me. Che cosa fa?
alta chance di oscurità fatale a tutti i nemici. Si chiama la mossa Eamuri. E Amuri. No, direttamente. Noi potremmo fare Mada, ma ci manca Najarajua e Ganesha. Per gli amici, Ganasha. Ganasha. Poi c'è una garaggia. Bello però. Pugno gargantuesco. Però c'ha 3 debolezze il figlio di Troia. Chi è Vivio? Va bene, va bene, va bene. C'è qualcun altro. Non ho capito. Che cos'è? Enzo. Enzo ma dipende tutto. Ma hai visto chi è? Ecco, è il persona base potenziato sarà. E però aspetta, apri un'altra volta, fammi capire. Tutte le sei, che cos'è urla di trionfo? Eccola qua! Era lei! È proprio lei! È quella! E ci deve arrivare qua allora. Lui è 91. Allora, tu cosa... No. Cioè, vuole proprio... Allora, Vuole proprio tutto. Thanatos. Vabbè. Metatron vuole il messia, Gianmarco. Gianmarco vuole il messia. Alla fine guarda da che livello. Ah, ma tanto stanno tutti qua, ma E poi c'è Lucifer. Soli. Però lui... No, lui si deve avere, lo non zio. sente niente. Cioè, noi il gioco lo dobbiamo finire con lui. Ecco qua, poi voi lasciate che vanno coperta. No, ah boh. Signor Igor, abbiamo apprezzato molto il suo regalo. C'eravamo sbagliati, vedi, mai giudicare un regalo dal naso. Era per spiegarti a te la cosa. Niente. Allora, altre missioni. Ci siamo ancora troppo bassi. Tutti bene, ma siamo troppo bassi. Allora, prima o poi ce la facciamo. Piatti d'oro. Un'ombra avida. Porto un piatti d'oro e un frammento di muro rosso. Ok. Ok. Grazie mille. Gentilissimo come sempre. Allora, nuovo blocco. E a sto punto continuiamo con la squadra che abbiamo fatto poco fa. Dobbiamo sperare che siano compatibili con la zona qui a sto punto. Vai. Ma arriviamo giù ed esce il protagonista di Persona 4. Noi diciamo, ma che cazzo sta succedendo? Allora. Voi non vi piace il fulmine? Non vi piace. Va bene. Allora, Gianma, qua la cosa si risolve. Si risolve. No, si risolve facile facile. Allora. Basta che arriviamo verso la fine, dove capiamo che è il punto massimo dove si può raggiungere. Visto che comunque è un DLC, non penso che c'è bisogno da fare il super mega farming da persona, ma è una cosa più semplice. Quindi una volta arrivato lì, vedo io come mi devo organizzare. Faccio un bel po' di farming. Anzi, vedo già di iniziare a farlo in questi giorni. E già c'è uscito l'arcano maggiore dei punti esperienza. Questo è ottimo. Poi arrivare overlivellati, no, non mi sembra il caso. La voglio perdere 4-5 volte la boss fight finale, però sarà proprio quella finale. Il nunzio è stato scovato. Allora, Gianmarco, noi l'abbiamo giocato, l'abbiamo vissuto, l'abbiamo amato. Sapevamo che c'era il DLC, quindi sapevamo che ci sarebbe stato un di più. Dopo di questo, più. Ok. Vabbè, dai, esce il nuovo. Dai. C'è 6. Prima o poi uscirà. Che è il doppio di 3. Esatto. Quasi di destino. Però avete buttato a terra Monci. Avete buttato a terra Monci.
done it. Eureka sometimes back on This her will do feet. the trick. Persona. Ecco. As artful as expected. Like fish in a barrel. Allora, al momento qui moglie serve. Perfect coordination. Un po' cattivo persona, a darcela subito così. Però due fight, due arcani maggiori. Stanno sculando. Shadow here. We have the upper hand. Allora, possiamo già fare qualcosa? Sì. Facciamo uno. Excellent. Down by Amanakun. No, la mossa nuova con te non possiamo vederla perché rianima. Ci abbiamo le abilità nuove. Moglie. Allora. Botta di ghiaccio. Sono deboli tutti quanti al ghiaccio. As artful as expected. I'll slice you to pieces. Va bene. Ok, a parte loro due, tutto a posto. Mm, dai che ce la dai? Non ce l'ha data. Però su 6.300 a botta. Non è male. Allora. Ok, c'è solo di qua. E non c'è un K. That's the way forward. Eccola qua. A posto. Zitto tu. Oddio. Bravo bimbo. I'll end this. Fulmine. Nope. E mi dovevo pure curare. I'm ready. I'll show you. That didn't work. E allora fuoco. Doesn't seem to have any effect. This is my A resolve. sto punto. Per forza a sto punto. Tutti i ballerini di Siviglia qua. Allora. Zionga, ottieni i soldi. 5.700. Ok, vabbè, comunque la base sta crescendo. Allora. Nice. That went well. Balsamo vitale. That might prove. Porcelloni. Allora. È tuo fulmine. O ghiaccio. Vabbè. Io È tornato il re. e il re. Tanto ieri c'era il re qui al 64 Barça. Beh, poi ti ho risposto C'era pure il io. King, c'era. I due re di Twitch, uno qua e uno là. Sì. C'era la... Era ieri il C'era l'evento concerto della Red Bull. Sì. Allora. Siamo persi, scusate, prego, venite, accomodatevi. Calmo. Come la va? Come la va? Allora, questo mo o va giù o ci fa un attacco. Aspetta, fammi scegliere a me il personaggio. Magia 44. Meglio lui.
Menatelo. Menatelo forte. Menatelo bene. Potevate fare di più. Ecco. Auguri. Non si apre. Hai sbagliato. Hai sbagliato. Hai sbagliato. Infatti noi usiamo Samarcanda e risolviamo il primo problema. Forza. In this situation, Tu hai fatto una brutta cosa. Pessima scelta la giovane. No, hai fatto una brutta cosa. Shall I move to strike? Moglie si rialza e si recupera 20 SP da te. it is time. Noi andiamo di zio. Faccio fare anche un altro attacco dopo forse. Il problema si è risolto. Vabbè, non si. A posto. Io qua devo farmare un po', eh. That was Qua a excellent sto leadership. punto Keep up the conviene veramente a non perdere nessuna fight e prendere tutto il malloppone. This is a chance. They won't know it hit them. Help us. Call an enemy. Excellent. One enemy down by Amada-kun. Persona. Tanto se pure consumiamo gli SP con lui, Target-san. Quick time. possiamo fare il cambio che è Airboxer. You can hit a weakness with this. Abbiamo un altro coi fulmini a pieni SP a sto punto. Che è successo? Sì, l'avevo letta. Ma perché ha detto di no, colonnello? Io il colonnello Sanders in Tekken ci stava. Ci stava. Perché ha detto no? Ci stava. Franci, tu? Ce lo vedi? Ecco, mo c'ho voglia di pollo. Shall I move to strike? A sto punto. Only two One left. enemy defeated. Good going, Kirito Senpai. Enemy one left. Vabbè, mi conveniva fare l'attacco fuoco. I guess Suka. I don't think you have any skills for this. Looks like you can target a weakness. Ok. Almeno finiamo con l'assalto e la mano è sicura. Ottimo. E a sto punto, come no, soldi e esperienza. Mission complete. 7700 di esperienza. Allora, di qua ci sono le scale. Is that one of the Le porte del kit è vivo. Ah, pure il live ci costa. No, voi siete nuovi. Yes. I've got it. Allora. Tu sei debole al vento facilmente. Will this work? It didn't Questo work me lo in blocchi, this ok. situation. No, non sei come gli altri, ok. Però mi fai fuoco. E me l'hai fatto su moglie. È una brutta persona. Mi ha fatto male bimbo. Vabbè, bimbo può. Now you've done it. In realtà ci avevo ucciso il bimbo 2 volte, ma ci hanno salvato gli homunculus. Grandi omunculus. Ah, tu sei debole al ghiaccio. As simple as expected. Mo ti sistemo a te per le feste, aspetta. Allora, Something else. Looks like you can target a weakness.
Deve solo cambiare un attimo il giro. Bimbotto a posto? Bimbo no, tieni in mano, bimbo. Trovo anche qualche altra cosina a sto punto. Vabbè. Facciamo un pochino la precisione. Ok. Sempre perché hai la sorella cioccola. A forza vuole uccidere il bimbo. A forza. A forza. Allora. Vabbè, mi dovevo parare con lei, però a sto punto facciamoci un altro giro e lo facciamo scendere ancora di più. No, perché ha sbloccato la ulti e gliela dobbiamo fare per forza con lei. Niente. Due piani cambiati in 10 secondi. Deve solo arrivare di nuovo a Muggia. Allora, parati che questo proverà di nuovo ad ucciderti. Tu fai un po' di cura. Ma Iga. E ti fotti. Grosso modo. Vaffanculo. Tocca a moglie e siamo noi a terra, però l'attacco glielo devo fare. Non possiamo perdere altri turni. Questo se ne approfitta lo stronzo. Ok, e il primo si è andato a fare in culo. Ok, altro giro. Altra corsa. Allora, qua. Allora, lui è bianco. Quindi bianco per bianco. Tu dici, essendo bianco, faccio all'altro, può darsi che è debole alla luce. Sono due opposti. Oh, aspetta, un po' di danno. Bravo bimbo. Bravo. Tu fai Magarula. Debole al fulmine. Allora, un Garula a lui lo posso rischiare. No, tanto lui me lo blocca tutto a posto. Aria stagnante. Va bene. Sono debole al ghiaccio? Manco per il cazzo. Allora. No. Mi serve Masio per risparmiare qualcosa. Che cazzo sei debole tu? Allora, iniziamo a fare così. No, l'ho fatto prima. Vabbè, lui è morto e lo scopriremo. Ok, a me che fanno malissimo. No. Ah, ma voi siete deboli al taglio direttamente. Ma che piacere. Al taglione. Ma che piacere. A questo punto vai con l'attacco mortale, X. Sì, fateli male. Mina. Vabbè, ma questo sei resistente. Va bene anche così. Vabbè, almeno gritti. Vai di neurotaglio, vai.
un po' di neurotaglio. Vai. Bravo, Fa male il neurotaglio, Bello neurotaglio. Oh. Va. E bimbo puro. A posto. Tutto quello che vuoi. Allora. Guarda. Un altro neurotaglio. So che ti piace. Staffino. Credo che sia morto. Le fonti dicono che sia morto. Le fonti erano corrette. Non è una fake news. Allora. Voi siete infidi e bastardi. Contro tutti i mali, sì. Contro tutte le guerre. Uno è stronzo. Uno dei due è stronzo, capisci chi? Secondo... no, tutti e due, dai. Deboli qualcuno di voi al vento? Però comunque la ulti dopo ve la prendete lo stesso. Allora. È una di quelle situazioni un po' troppo scontate. Iniziamo con un po' di vetusto. Non li ha manco cliccato. Allora. Può darsi pure che non hanno cotto do sorda. Sì. Sì, certo. Allora. E io ti ringrazio. Tanti momenti in cui potevi farlo. Ah, aspetta, fammi vedere pure Evaristo. Evaristo è un figlio di puttana. Adesso è un bastardo. Va bene, allora. Che poi lui c'ha poca più energia, che gli stiamo facendo più male. Lui che c'ha la debolezza è tosto. Allora. Vedi, cioè, c'ha proprio un sacco di energia lo stronzo. Energia e resistenza. Allora, le ulti gliele facciamo a lui, se riusciamo a recuperarle. E mo ci meniamo un attimo Braccobaldo. A questo punto. A parte che... Aspetta un attimo che qua... Allora. No, iniziamo un attimo. Non ci dimentichiamo che... Il momento che servivi e non ti posso selezionare. Questo era il tuo momento, Bim. Allora sei deficiente. Bimbo, sei un po' confuso. Allora. Però gli è andata bene al bimbo. E diciamo che il piano adesso va meglio di prima. Fai toccare al bimbo. Bimbo, riprenditi per piacere. Qua facciamo una bella cosa. No. Perché stai usando? Perché stai usando? Come si chiama? Testa in petto, Flau, questo qua. Per il fuoco. Ma c'è l'uccellone.
Ma ha selezionato questo forse perché conviene usare più questo qua che c'ha più magia. Mo ce l'andiamo a controllare. Io con lui stavo cercando di fare una cosa semplice. Loro mi hanno fatto ribellione. Sì, io la E tolgo. io gliela tolgo, gli tolgo la difesa, però noi rimaniamo col critico. No, tutti i bonus vengono annullati. Sì, attaccati a sto cazzo adesso. Non ci serve curare. Ti riduco pure un pochino la precisione. Zitto che mo tocca a te. Allora. Ah, aspetta. Andiamo a controllare. Allora. Magia 25. 38. Perché questa è la versione singola. Lui vede che c'è una sola persona, dice che devi usare quello a doppio. Ok, vabbè, allora sei preso una cosa più Prendiamo gli SP. Oh, guarda. Sì, vabbè. Allora. Noi ritogliamo tutto. Appena moglie può fare la mossa. Culo e patata. No. Brutte persone. Buttalo nel culo. Brutte. Brutte proprio. Buttalo nel culo, sì. Avevamo pure 2 carte. Non si può fare niente. Salve. Here are my requests. You must, by all means, I will await a report of success. E allora a sto punto, vista pure l'ora, ci conviene salvare. O vogliamo perché se ricominciamo adesso. Comunque, tanto fa ancora tempo. Allora. Vediamo di scendere un pochino, ya. Vediamo di arrivare al primo teletrasporto. Può darsi che all'improvviso appare, comunque alcuni sono randomici. Ah, piccola apparizione come il Buddha. Allora. Allora ragazzi, noi siamo molto incazzati. Molto. Allora, voi a cosa eravate deboli? Era fine. Allora, quei due ce la pagheranno. Li avevamo in pugno. Erano in pugno già. Ma... Looks like you can't hit any weaknesses. One target remaining. One enemy defeated. Good going. Poi uno si incazza, esce, prende Junpei, che c'ha fuoco, e quindi meno uno. Oh, Ce n'è uno nuovo. Rangda! Questa è amica di Ganga. No, sto pensando che avevamo punti esperienza, oggetti, hai capito? Lo so. No, non è che ho perso, noi stavamo giocando bene. Non dico, qua il comunismo non si vede noi. No, noi inteso come tutti. Tutti. Io ti posso supportare, ti do il mio supporto morale. La colpa è tua. Quello era un fight vinto. Era fatta. Ma proprio a livello matematico era fatta. Ha ingambato il critico, ha ingambato. Va bene, siamo più forti. No. La conoscevi la canzone? No. Questa è l'ora dello sbusto del Darione. Ma qualcosa me lo stava facendo piacevolmente intuire, sì. Il pacchetto che si ha. Dentro
c'è un indolino, o forse un figurino, adesso guardo. Careful, the enemy's nearby. Vista pacchetto, tutto si infila nel retto. Excellent. We have Poi così finisce, capisci? Il plot twist finale Che non ti aspetti, ti è dici arrivato tu il lo fai, pacchetto, pacchetto, poi ho trovato giustamente. la carta, No, super, no, è giusto, è e giusto. chiudo nel retto. Bello così. È un bel motivetto secondo me. Tu ti aspetti, lo apro e lo metto sul mobiletto, ecco, per Magari, fare la rima. E magari. invece no. Nel cassetto. Sappiamo, nel Dario retto. Moccia, quello che fa, E infila nel vabbè, retto, sì. vabbè. Ha ragione. Ma va bene così. Dobbiamo provare pure noi così. Facciamoci le carte di One Piece e alla fine ce le Facciamo mettiamo un nel retto. piece direttamente. Ok, vabbè. Sicuramente si diverte. As peaceful as expected. I'll slice you to pieces. Stavo per dire, se lo fa pure Francesco, Ecco. cancello il mio account a Persona 5, però voglio bene a Persona 5X, non posso fare queste Non vale la scommesse. pena assolutamente. Weaknesses. Tu che ci fai ancora in piedi, Ma poi, scusami? Francesco, se gli chiediamo di mettere io nel retto quello di così. Looks like you can target a weakness. I'll show no mercy. That about does it. It's over. No shadows detected. Allora, sai perché ho detto una cosa così forte? Per testarlo. Pure prima stavamo parlando, non ci ha risposto, non ci ha detto niente. Ah, però ha detto Quan- non ha sentito cosa deve fare, però. Quando metto in mezzo Persona 5X si attiva subito. Però mo digli che deve fare. Devi infilare una cosa su per il retto. Possibilmente un pacco di Amazon, che lo spacchetti e infili nel retto. Come dice la famosa canzone, è l'ora dello Tipo, sbrusto. appena c'è la possibilità, a te dovrebbe arrivare un pacchetto. Mi sembra, Stava menando sul tetto. Ah, bravo, inizia a menare così ti alleni. Bravo. Bravo, mi sembra giusto. Sembra giusto. Le menate sono nell'aria, capi? Uno come c'ha la possibilità. Francesco. Che bello. Quale tutta bene. pacchetto? Ecco qua. Infatti, hai detto gli deve fare un pacchetto. Guarda. Allora, France. Lasciatemi stare, ecco qua. Come lasciatemi stare? Ma come lasciatemi stare? Boh. Ma perché? Ora, visto le situazioni economiche, non sarà immediato al day one come ci avevamo messo il pensiero anche noi. Però lui arriverà. La strage di Capace. No, Ecco, non quella. ma Non che quella. c'entra Non adesso? c'entra in questo contesto Aldo storico. Moro? Neanche. Ha detto Manco un que- il no. pacco bomba, Francesco. No, no. Nessuno ti vuole mandare un pacco bomba. Allora, ci sono alcune cose dentro che vengono definite bombe. Ecco. Però ti stai avvicinando. Bravo, una Francesco. dose di trembolone, Francesco. Così ti puoi dopare per bene. No, ice doesn't seem to have any effect. I can do this. Dai, infila tutto nel retto. Poi leggevo pure di una cosa che è stato fatto in questo gioco. Oh, Ah, quindi, ok. vabbè, ci siamo capiti. Tipo che è stata aggiunta una cosa per quanto riguarda, o se già erano, non ricordo neanche a dire il vero. Se tu dal menu di selezione del personaggio selezioni già il personaggio fusionato, Sì. c'hai un tot set di barre HP eccetera eccetera. Sì. Se tu prendi il personaggio base Mm. e lo potenzi facendogli fare le varie fusioni, pazzi e mazzi, c'ha più barre d'energia. Che il gioco è già in giro. Questo Alcuni non già lo mi so. è sembrato di capire che ci hanno messo le mani sopra. No, ci Sì, no, sono dei questo è video. vero, sì, sì, Ci questo sono è dei video, quindi Non ti saprei dire se non c'è ricordo la- nei vecchi se era così. Quindi va, poi- Però effettivamente per bilanciare, dai, ci sta. no, sì, devi comunque Ti prendere impegni, le- ottieni un po' di energia in più perché si azione, devi vedere anche di non fare un po' di più, però ci sta. carica, fai, evita, perché l'altro mica si mette là, aspetta, ti faccio fare come quando eravamo bambini, aspetta, fai prima tu. No, non si Quando può sapere salta niente. la fusion là non si può interrompere. Carichi le barre la parte diventare una cazzo, no? Il fatto è che devi L'importante è far quanto ci partire il punto. vuole- Sì, no, più che altro è capire quanto ci vuole a caricare per poterla fare, si può fare subito, non mi sono I informato. don't think you have any skills for this. Enemy
defeated. You're doing great. There's only one left. One enemy. Oh, giusto giusto. Livello proprio di pirulame. Ok, no, ci sta. Anche perché è più facile così l'inserimento. Oh, Ganesha! Ganesha ci sono arrivato. Allora, Dai, la togli pazzo. Pisello mi ha fatto assai piacere. Mission complete. Troppo sacrifici vanno fatti. All right, let's keep that up. Allora, tutto ciò aveva avuto sempre l'equipaggiamento dallo sbirro che non abbiamo più visto. Era un fermaglio. Non c'avevamo le cose equipaggiate. Controllo subito all'inventario totale. No, questo è più povero. Dai. Qualcosa con gli SP. Vabbè, nel frattempo. Questo potresti dar fuga se vuoi. Guarda, lo stavo pensando. Fuca. Fuca mustuppante. Ok, allora. Teoria, e sta funzionando. Occhio di vetro di granata. Nei peggiori bar di Caracas. It's Shadow. Allora. Bimbo, voi fuocherello. Bimbo però. Bimbo. Ciccio, allora? I don't think you have any skills for this. Looks like you can target Allora. Ecco, tipo qua ha sbagliato. Che a questo punto a me mi conviene fare asso piglia tutto. Tutti giù per terra. Botte coi pupazzi, coi razzi. Coi razzi. Palazzi coi razzi. Ah, Get them down. I get them down. This is bad. ti volevo far fuori così, va bene, va bene. Aegis has been stunned. The time is right. Sembra proprio un cecchino a questo. No, fermi. It is time. Volevo ammazzare col primo che capitava, ma a sto punto mi è buttato a terra. Ti devo assaltare. Accani, ma giuro. Vabbè, uno. Siamo un pochino più forti. Mission complete. I'm always happy to team up with Manco everyone. uno, ma manco per. There. We can. Neanche il cornicione. Questo è utile. Questo è utile. Ricorda di curare il bambino. Allora, Questo è debole anche. Keep it together. non era fulmine. Questo. Sì, sì, no. Importante che lei, io lo vedo. Hai chiaramente dei problemi tu, però. No, io sì, te li ho, però. Questo lo prendi normale. Aspetta, moglie tu a questo punto. Poi nel frattempo ce la carichiamo per l'altro mostro di là. Ah, congelato. La mossa. Però va bene, dai. Vabbè. Ho sbagliato io a premere. Avevamo perso un critico in assalto a sto punto. Una debolezza bella bella. Ok. Ma vai, tu concentrati. My persona's ready. Che ci teniamo le sue.
Senti, stai un pochino fermo tu. Vaffanculo. C'è pure il riflesso, c'hai. Vaffanculo. Keep it together. Help us! Call an enemy! Excellent! All together now! Sicura per forza bimbo dopo. Thank you very much. Oh, una bella curetta. Ok, si è concentrata. Brava. Secondo mi ciuccio un po' di SP. You have a skill that can hit a weakness. The operation was a success. No shadows detected. Cazzo, non ce l'ha dato. Ah, qui ci usciva l'arcano maggiore. Ah, questa è stata brutta. È un po' un'infamata, è un po' Dark Hole Game. Questa è stata brutta. Anima da masticare è bella. Ma secondo te sta buffando su te? Secondo me le sta prendendo. Pure secondo me. A shadow. What will you do? Allora, tu sei nuovo. Here, G. I think I can use it now. Sei debole a bimbo. Va bene. Proprio i bimbi ti stanno antipatici. Siete belli tossi. Ma sei debole a tutti gli attacchi fisici. Scusami, Pasqualino. Pasqualino sul dondolino. No, perché c'avevano loro la stessa categoria. Va bene. Senti, c'hanno tutti perforazioni. Ok, a lui piace essere perforato, vabbè. De gustibus. There's a shadow. Cioè, quello poi qualunque cazzo stava facendo, solo perché ho detto mi cancello l'account di Persona 5X. È proprio... Se esce dalla draw suo, nella mica capa forte. Ma non era lui. I don't think you have any skills for this. Una pilota. Looks like you can target a weakness. How about this? Tanti momenti, tante cose che uno potrebbe dire. No, è forte. Ma quello in realtà gli piace. Quello sta ancora giocando tu. Lascia fare. Ogni tanto l'ho aperto. So che l'ho aperto, ma non me lo confesserà mai. Io lo so. Dici che sta parlando con persone. You can hit a weakness with this. Secondo me sta giocando. Ogni tanto l'ho aperto per vedere se è cambiato qualcosa. Poi dai, Sì. è proprio un fellone. A me oggi sai che capato ho preso? Oggi stando un pochino così ho detto no, ma oggi voglio giocare un po'. Vincenzo cosa vuole fare? No, la programmazione. Ho aperto il magico Game Pass. L'ho aperto e è uscito Sifu. Mi sono rifatto tutto il primo stage. Al primo tentativo. Ci sta. Easy. Infatti mi sta rivenendo di Si fanno. platinarmelo anche su Xbox. Cioè su Game Pass. Allora. Devo rifare la run dopo Sì. 5 anni. Già oggi ho tirato giù proprio. Avevo dimenticato come fosse stato bello, piacevole, molto divertente, bellissimo. Oh madonna mia. Anche perché poi non ricordavo il sistema di potenziamenti e tante No, cose. sì, sì. Quando poi me lo sono ricordato ho detto cazzo mi devo Ma ripotenziare il infatti personaggio. spero ne facciano un altro. This work? Just watch. Lo faccio ma più che altro per darti la scossa. Allora. Prendo, ci conviene tenercelo per dopo. Allora, tu la devi smettere. You'll pay for that.
Dados qua e This will do the trick. Allora, Too late for you now. vado ad andare un attimino giù. This is Hikaru Senpai. Sta qui. Slice you to pieces. Allora, You have a skill that can hit a weakness. Missed. ma allora sei un pezzo di me. I'll end this. Now. Sei debole a questo. No, perforazione li blocca. Quanti hanno l'energia? Suka. Well done avoiding that. Direbbe il saggio Suka. no, Marse. Francesco Suka. Che mi sa che deve sucare. Fallo. Opa. Mi appare server su Minecraft. Marconi. Marconi. I don't think you have any skills for this. Non lo so. Non mi piace questo gioco. No, sono le tue proposte, non mi piacciono. Non mi piacciono per niente. Skills. No. Quando giocati in giochi più 6. 7 giochi più. Questa è una classica conversazione. Così. Moglie ha i coglioni ed ha resistito all'attacco. No, sbagliatissimo io a premere. Vabbè. Dopo a chi tocca? A Bimbo. Sì. No, volevo vedere dopo a chi toccava. Allora, resta giù. Resta giù. Un bel mediarama formato famiglia. Thank you for your support. Now's the time. Se tu lo prendi. Allora le ulti ce le conserviamo per il fratello Butterfly di là. Sì, così siamo molto più tranquilli. Guarda, prima su quello rosso, che muore prima. Poi ci va leggiamo quello con la risoluzza. Quello in mezzo a cos'era debole. Prima allora, gli altri due minuti. Quindi questa è nuova. Allora, tu forse... Possibile? No. Faccia verde vento. Lui è elettrico. Questo è un problema. Questo è una brutta... no, aspetta. Lui deve morire. Lui deve morire subito. Ah. Dopo tocca all'altro. Allora, un attimo, fatemi riflettere. Allora, no, questa parla sotto. Aspetta un attimo. Ricordati che c'è la teoria del bambino che resta, No, no, voglio consumare. Cosenza 1, Caporetto 0. Buonasera, Francesco. Oh, buonasera. Palestrato. Talla Francesco resuscitato. Sì, E palestrato.
Quando c'è stato questo derby? Non ho capito. Francesco, scusaci, ma stai giocando anche tu per caso a Tekken? Perché se sì, lo stai picchiando, facci sapere, grazie. Dacci conferma soprattutto se lo stai menando. E come stai? Protect you all. Allora. Iniziamo un attimo a controllare una cosa, c'ho un piccolo dubbio. No, però, bravo bimbo. Sì. Ok, sì, quindi stai giocando a Tekken. Ok. E lo stai anche picchiando, quindi è sì per tutto? Did I scan on this enemy? Questo Come punto. stai, sì. Analysis complete. Mamma mia, bella. Wow, tu sei un grande Però proprio. possiamo crittare col corpo a corpo, magari. Allora, tanto tu mettiti in difesa. Questo è il palo nel culo. Allora, iniziamoci a togliere lui da mezzo. Facciamo lo stesso errore di prima. Eccolo là, mamma mia. Innanzitutto, Non ha detto allora, vedi. sì, Sempre che quello ci battere a porta. sentiva. Vabbè, va bene Non così. si permette mai più di dire che gioco a Persona 5X. Questo te l'ho. Quindi ci stava sentendo. Certo, Ok. Sì, Poi- va bene. Vai, continua, ranta. Vai, vai. Vabbè. E Gianmarco non chiami le Ah, palle. ok, questa è stata Senti, la ma tua perché aringa non me finale. le ciucci tu? Stupido coglione, bastardo senza No, non mi sembra il caso, ma dai. bastardo. Ma Cioè, perché? A me, Perché? che mi sta mandando già i reels su Instagram quando convinci il suo amico a comprare il PC da gaming. Mo capais ma convintissa a figlio PC, da come lo fate? Ma che attacco aumentato? Ma che attacco aumentato? Apri Tekken stronzo. Bro, non ce l'ho Tekken. Non ce l'ho, ma non mi piace nemmeno Tekken, questi giochi da bambini. No, è un bel gioco. L'otto è bello. Sì. È bello. No, no, l'otto è bello. Questi giochini da bimbetti. Ah, che giocano a Fortnite, fanno il pass. Che basta. Allora. Pagamento della difesa. Compra Tekken e aprilo. Vabbè, ma Shuma perché non me lo compri tu? No, zitto, che quello te lo regalo. No, io non lo accetto, dai. Come hai detto, hai sentito bene quello che ho detto. Dai, torna su Fortnite, su che c'è la skin nuova da prendere, dai. Non ci vuoi rifare a Multiversus? La vuoi rifare? Mando a fuoco i server di Dokkan. Però non ti preoccupare che esplodono da soli i server di Dokkan. No, di non base. serve il tuo aiuto. Non serve il supporto, bro. Sono talmente bravi che lo fanno da soli, guarda. Forza, premo il pulsante A qua. febbraio c'è anche il 10° anniversario di Dokkan. Cazzo. 6. Dokkan oggi ha fatto una cosa molto anomala. Cioè? Invece di fare le versioni che erano Jap e Global, adesso siamo in tutti. Quindi c'è una versione di Dokkan adesso. Siamo tutti in contemporanea. Ma tu che dici? Ci siamo uniti ai giapponesi. Allora. Scelgo te. Non rank da più di tanto. Però Hanno dovuto unire server. tanto ma così succederà pure con Persona 5X ad un certo punto. E se posso migrare l'account, ma non credo proprio. Tanto quello c'è stato un bel evento in contemporanea. Completate più eventi possibili. Global contro Jap. Abbiamo completato un totale di 40 milioni di eventi. Ciucciare palle. Grazie. Migra misto. Ma perché? Si arrabbia. Cioè, non ne vedo il motivo.
Io non scherzo nemmeno, le Cioè, davvero. offese. Lui lo sa, io ho appeso giochi per molto meno. Cioè, per continuare a giocarci... Cazzo, mo sono 6-7 mesi che ci sto giocando a un Persona. Chiamali Tutti i eventi. giorni. Cioè, eventi si chiamano eventi perché sono i stage, li vuoi chiamare stage, si chiamano events nel gioco. Che ti devo dire? Eventi, completa vari eventi. Fai cazzi. Stage di cose, che ti devo dire? Io su Persona 5X quest'estate ho fatto le granite. Che ha scritto? Ti sta offendendo. 7 mesi di... No, assolutamente no. Si sta minando. No, 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 Mamma no. mia, Francesco, veramente dovresti solo chiedere scusa dopo questa cosa. No, ci sta. A lui non piace. A lui non Per arrivare a Tekken God of War. Perché Tekken? Ma perché dobbiamo giocare a Tekken? Cazzo? Allora, France, io quel poco tempo che avevo durante l'estate, che stavo con i miei amici e colleghi, Con la gang. giocavamo a Tekken. No, non mi fa arrivare al punto che veramente prendo Tekken, ti abbuffo di mazzate e poi me ne vado, come già accaduto con un altro gioco e abbiamo tutto registrato in live. Entro, faccio, quindi dai. E la sfida la lanciasti tu l'altra volta. Io lo dico per te, non fa ripetere la scena, Sì, capito? ecco, questa ti sta chiamando, Rozzi ti sta chiamando. Io ho un déjà vu di questa scena, capito? Cioè, sembra qualcosa di già vissuto. Però Tekken è più il suo terreno, capi? Questi giochini un po' così. No, ma ti dico, guarda, mi ci sono proprio divertiti, che è bello. Al massimo ti puoi sfidare a Mahjong, capi? Sta roba. Sì, sì. Qual è il tuo main su Tekken? E fammi capire quale personaggio è, che soprattutto se è uno dei nuovi non è che li conosco tanto, Li uso tutti perfettamente. Potresti morire per piacere? No, a te. Ecco, lo sapevo. Ma quello è quello là per fare le acrobazie? No, è il biondo motociclista che tira il cazzottone all'indietro e ti Vabbè. può anche shottare sotto Cancro, certe condizioni. poi, Phoenix chi è? No, no, Paul Phoenix, nome e Paul cognome. Phoenix, nome e Sì, sì, cognome. sì. Mamma, è bello. Minchia, fantasioso. Come si chiama l'altro? Gennaro Esposito. Nuovo Gennaro Esposito. Che viene la Garibaldi. Allora, Rozzi, mo voi fai mo dobbiamo un attimo fare un discorso. Allora. No, tu non inizia a fare niente tu. Allora. Innanzitutto non possiamo fare ancora l'analisi. Quindi ci conviene. Iniziamo a fare un pochino un cosino a lui. Almeno. Poi. Tu. Un attimo qua. Allora. A sto punto. Tu inizi a prendere un po' di cocco. Anzi, addirittura, sai che farei con te? doppio cocco. Doppio cocco. Magari che si stordiva ancora di più, capi? No, sbagliato. Ah boh. Comunque a lui glieli abbiamo tolti. Sì. Male non è. Peccato il cazzo. Allora. Tu inizia a prendere un attimo qua. Ecco, questa è stata molto piacente e piaciusa. No, prendi, gli fa 3 KO a 0 e poi lui cioè, io lo dico per lui, però allora, chi tocca dopo? Allora, guarda a sto punto.
Sì, no. Però sei in confusione, ottimo. Ottimo, allora mo ci concentriamo un attimino su di te. Così, poi mi dimentico. Tornando al discorso PC, Mm. dobbiamo metterci anche un pad buono per il PC, perché non userò mai quello della Play di merda. Un pad Quanto costa? 50-60 euro. Qualcosa Però, di buono cioè, almeno? no, allora, se prendi i compatibili, Eh, funzionano correttamente. Devi perderci un po' di tempo per configurarli. Per alcuni titoli potrebbe essere un problema. ok. Dici meglio che si Tu fa? prendi uno di questo, lo accendi, lo colleghi a Windows, metti Steam, va tutto a posto. No, non c'è più problema. Però si va che batteria. Sta con fila. Compri su Amazon batterie ricaricabili. Non ci sta. No, col filo non ci sta, ma con due. Tu hai mai visto che a me mi sono scaricate le Sì. batterie? Però andavo di là, prendevo quelle e stavo a posto. Vabbè, quello sì. Però tu sono Ok. due, se le tiri stai sempre coperto. Anche perché durano. Allora. Tu questo lo supportavi? Sì. Vabbè, non fare il cattivo. Insomma, io lo possiamo mettere nel culo. Allora, Pura su sotto, purettina. Thank you for your support. Ci risolviamo un attimo lo stomaco. Shall I move to Poi. Non è che alle volte non ce la fotte proprio. No, niente. Allora. Dov'è a te? Prendi la spalla. Doesn't look like you have the right skills. Ah no, questo non si toglie. Cazzo. Lo si difendi allora. Magari per farlo. Questi non li possiamo usare. Allora. No, non c'ho niente. Volevo provare ad usare qualche oggetto che annullava le cose per vedere se per caso glielo toglievo. Vabbè. I've already scanned this one. Ma sì. Quindi lui in automatico dopo quella mossa aggancia che è andato a terra. Allora, vabbè, no problema. No problema. Thank you very much. Sta nella sua fase critica. No, moglie si deve assolutamente alzare. This should work. E ti passa la paura. Esatto. Allora. Buttalo giù. Vabbè, va bene bimbo. La solita, va bene, meglio così. Facciamo un diorama. Thank you for your support. I'll hit them where it hurts. No. Moglie ciuccio. Quando lui comunque è addirittura d'arrivo. No, le dovevi prendere prima che staccava. Era possibile che tu non... Ecco. Allora, danni dell'assalto e nemici rari. Finalmente Sì. iniziare a raccogliere le ricompense. Allora. Potenza e chance di critico. Dai, comunque è buono da portare avanti. Al posto di rivoluzione. Così Sì. ce l'abbiamo solo noi. Questa dava la cosa per... Vabbè. Me l'ha dato, perfetto. Non capito. Oh, hello. Allora. Abbiamo niente po' di meno che
Collana del tormento. Ok, queste robe saranno fortissime. 2 granate. 2 bombe a mano. Cannone del tormento. Bello, sì. Gilet del tormento. Sì, top, dai. Avevamo appena comprato tutto, esatto. Gambali del tormento. Avesse mamma, tu sei tutto, dobbiamo cambiare tutto. Spendere 100 pomodoro giallo. No, no, lo facciamo. Allora, velocemente. Va bene, maglia alta. Media. Maglia media. Fatto di lacrime congelate. Questa è la mappa. Però forza 530 SP lo zio si deve subito si mette a capire. Minchia. Abbiamo tolto tutto. Resiste veleno. Quel sopravvive all'oscurità, vero? Vediamo la nel precedente torneo. Resistenza più 850 SP. Lo zio. Prego, vadi in bagno. No, beh, cazzo, è uscita bella roba. Io mo qua devo uscire e dobbiamo salvare proprio subito. Dimmi che c'è un teletrasporto. Allora, qua abbiamo preso tutto, scendiamo. Dai, dimmi che ci sei qua. Ottimo, ottimo. Allora, ci facciamo solo sti fight qua al piano. I don't think you have any skills for this. A sto punto. It doesn't look like you have the right. Cazzo, ma non avete proprio debolezze niente, eh? Fa piacere. We've already scanned this one. I cazzotti. Allora, mo se ci rifulli. Male non farebbe, eh? Ok, il gruppo è carico, va bene. E perché abbiamo il critico aumentato lì. Ecco, appunto. Vaffanculo. Thank you for your support. You reached us up high. That was a beautiful dodge. Chi hanno col teletrasporto? È qui. Quindi riusciamo a staccare giusto. Dammi solo 2 secondi. Enemy defeated. Good job. You reached us up high. Looks like you can't hit any weaknesses. Finite, potete morire per piacere? I hope you defeated it. Good work out there. Grazie. Allora. Vabbè, solo prendere velocemente Finally getting. i tesori. Ok, aspetta giusto 2 secondi, c'è l'ultima cosa qui. Tanto poi c'è il viaggio rapido. Allora. Cam via come Dio anguilla. Subito. Ok, a posto. Good day. Salve. Here are my requests. Let's hear the results. Finito l'uviato. Che fa questo? Fortissimo. Vabbè. Very well. Penso che dinanzi al deserto qui dell'oscurità eterna, no, possiamo proprio salvare più di questo. Abbiamo ottenuto il nostro. A posto. Allora, salutiamo i Francesco che sono passati. Assolutamente. Egis vi saluta, Persona 3 Reload vi saluta, anche Persona 5 saluta calorosamente Francesco. Buonanotte a tutti, ci Buonanotte. sentiamo domani.